Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati in diretta, 11:30 precise, torniamo con la nostra edizione straordinaria, molti approfondimenti anche questa mattina, molti collegamenti e informazioni, novità, appena è pronto tra l'altro il primo collegamento vi racconteremo chi è con noi oggi, anche una delle notizie più eclatanti di queste ultime ore. C'è una novità dal famoso Consiglio dei Ministri che poi è stato di fatto riaggiornato alla giornata appunto di oggi e che vedrebbe l'accordo raggiunto alla fine anche sul fronte migranti, cioè la sanatoria degli stranieri che di fatto già lavorano nel nostro paese proprio nei campi perché lì possano operare in piena regola. Questo è l'accordo che avrebbero raggiunto, così come anche sanatoria per colf e badanti. C'è una nuova polemica invece sul fronte Silvia Romano con quel video poi derubricato a fake news della famosa manifestazione a Bologna in cui lei girava nuda, ma questo è altro tema. Ma un parlamentare della Lega, Alessandro Pagano, che ha infiammato questa mattina Montecitorio definendo Silvia Romano una neoterrorista e quindi poi la bagarre alla Camera per questa frase del leghista. Tra poco avremo alcuni ospiti anche per confrontarci sui temi politici, Arrigo Cipriani tra pochissimo, avremo anche Matteo Zoppas nel mondo dell'imprenditoria, quindi dunque che cosa ci dice su questo decreto rilancio, basta oppure dobbiamo preoccuparci più che altro per il 2021, cioè l'anno prossimo, è lì che si vedrà veramente con una seppur ripresa che cosa avverrà del nostro paese, gli effetti li vedremo lì. Mentre la Gran Bretagna prevede addirittura un calo del PIL del 25%, noi parliamo di meno 9% e una ripresa più 6 l'anno prossimo, ma sarà davvero così? Oppure gli effetti li vedremo e pesanti appunto nei prossimi mesi. E poi chiaramente tra un'ora, meno di un'ora ormai, la conferenza stampa del governatore Luca Zaia, come sempre in diretta. Oggi avrete visto insomma molte precisazioni sul fronte delle riaperture, compreso quanto aveva già anticipato ad Antena 3 nelle scorse ore. Allora, credo non sia ancora pronto il collegamento telefonico, no? Immagino. Ah, ok, perfetto. Appena è pronto fatemi sapere, vi faccio intanto vedere rapidissimamente che cosa dicono i quotidiani nella loro versione online. Dopo una giornata di tensioni con la mediazione tra PD e Movimento 5 Stelle arriva il sì alla regolarizzazione, che è quello di cui parlavamo adesso per quanto concerne gli stranieri, esclusi dalla sanatoria i datori di lavoro condannati per caporalato, i reati di sfruttamento della prostituzione e immigrazione clandestina. La maxi manovra da 55 miliardi dovrebbe essere approvata oggi nel Consiglio dei Ministri. Allora, siamo come sempre in diretta anche sulla pagina Facebook, quella di Antena 3, la mia personale, potete lasciare lì i commenti, le vostre domande anche da far pervenire, come sempre abbiamo fatto, al governatore Luca Zaia durante la consueta conferenza stampa, ma c'è con noi Arrigo Cipriani. Grazie davvero per essere con noi, buongiorno e ben trovato. Buongiorno. Grazie, grazie davvero. Insomma, le sue parole, anche perché vengono da un assoluto campione di questo mondo, noto in tutto il mondo, hanno colpito tantissimo. Lei ha detto che con queste regole di fatto l'Arisbar resta chiuso. Diciamo che certo, però se lei dice qualcosa ha anche un peso, no? Quindi c'è un effetto di queste sue parole, secondo lei? Ma io non lo so, comunque io parlo anche per noi e parlo per anche un po' per molta parte della ristorazione italiana, perché diciamo che la ristorazione italiana vera è la trattoria, dove due punti principali sono l'accoglienza e il cibo, diciamo, locale che uno cerca di trovare nelle trattorie. Allora, l'accoglienza ha bisogno di affetto, ha bisogno di libertà, ha bisogno di mancanza di imposizioni. Allora questa regolamentazione che hanno fatto sugli spazi sembra una roba da lager, capisce? E non potrà mai funzionare con l'ospitalità italiana, perché l'ospitalità italiana è diversa da qualsiasi altra parte del mondo. Si può trovare soltanto nelle campagne francesi, si può trovare
anche nelle campagne inglesi per esempio, però la nostra è una cosa che ci coinvolge tutti e allora devo dire che questi signori bravissimi per l'amor di Dio si preoccupano molto per la nostra salute, evidentemente per la nostra morte da coronavirus, però non si preoccupano di quello che succederà dopo, ci sarà la morte di fame, perché così si potrà solo morire di fame e basta, perché non pensiamo, se poi dobbiamo pensare un po' più avanti, diciamo che non ci saranno neanche i clienti, capisci? Ecco, perché Venezia per esempio è una città turistica che dipende Esatto. del 60-70% del turismo, per un anno turismo qui non ce ne sarà. Esatto. Ecco, allora mettiamo assieme queste regole più la mancanza di turismo, si trovano di fronte a una crisi che credo che a Roma non abbiano neanche l'idea di che cosa sia, a meno che non stiano usando la strategia della tensione, perché ha tutti gli aspetti di una strategia della tensione. Cioè cosa intende? Intendo che vogliono mettere delle regole per conservare il più possibile il loro posto a Roma. Ecco, questo è, perché se in tempi normali credo che la gente si manderebbe a casa dopo 2 minuti, perché questi qui non hanno mai lavorato, non sanno che cosa sia il lavoro, non sanno che cosa sia il turismo, non sanno che cosa sia nulla. Ecco, le regole che hanno messo sono regole da geometra, con tutto il rispetto per i geometri, ma il geometra fa una cosa per costruire in qualche cosa, questi gli stanno distruggendo tutto, ecco, basta. Cioè manca la parte, l'affetto, la vicinanza, la socialità, l'umanità, lei dice manca questa parte che è il sentimento che noi mettiamo nel nostro lavoro, no? Lei dice... Esattamente, che noi tutti italiani mettiamo nel nostro lavoro. Però Cipriani, io immagino, la domanda, no, che le potrebbero fare, allora e come potremmo fare? Cioè, nel senso, se abbiamo paura, magari qualcuno ha già paura di tornare nei ristoranti. Io per primo ho sempre detto non vedo l'ora di andare in un ristorante perché hanno bisogno di ripartire. Però sì, mettiamoci allora nei panni di chi governa. Quali potrebbero essere le regole? Cioè l'alternativa qual è? Niente regole? Allora, siamo sicuri che queste regole sono giuste? Certo. Siamo sicuri che queste regole sono giuste? Andiamo un po' a vedere come mai negli altri paesi quando hanno liberalizzato, la gente ha cominciato ad andare per le strade, c'è bisogno anche osare un po', ma però mi pare che negli ultimi 10-15 anni sembra quasi che abbiano fatto apposta a seminare la paura, perché per esempio abbiamo cominciato col buco dell'ozono che poi si è rivelato una bufala, continuiamo adesso con l'effetto serra, continuiamo con l'aumento del livello del mare. Le posso dire che io sono a Venezia da 88 anni, l'acqua non è aumentata neanche di 1 centimetro, glielo dico io in 88 anni, lo posso dire perché io sono in barca dalla mattina alla sera. Allora, la paura di vivere, hanno seminato la paura di vivere e dietro questo naturalmente è venuto provvidenzialmente per loro il virus che li fa stare al governo per altri 3-4 mesi, perché dopo è evidente che questi non possono durare il governo. Cioè in qualche maniera viene sfruttato politicamente, dice lei. Certo. Teniamoli con la paura. Certo. Teniamoli con la paura. Non andiamo a votare e teniamoli con la paura. Cipriani, è chiarissimo e lei ha l'esperienza per sostenere tutto questo pensiero, ovviamente, oltre alla notorietà. E a proposito di notorietà e conoscenza anche del resto del mondo, come lo stanno affrontando, per esempio, anche in America, no? Cioè, un caso come il suo, una professione come la sua? Allora, intanto diciamo questo, che i soldi sono stati dati in tutte le nazioni subito. Qua i miei dipendenti hanno avuto una parte della cassa integrazione del mese di marzo, va bene, ecco. Per il resto soldi non se ne vedono, grandi editti, daremo, faremo, eccetera. Ci stiamo comportando con l'Europa come dei mendicanti e l'Europa non ha capito, bisogna farli capire l'Europa, questa cretina della Ursula, scusi, ho detto per sbaglio, che l'Europa non esiste senza l'Italia, perché l'Italia è la parte immateriale dell'Europa, è la parte intangibile, è la parte della cultura, è la parte di città una diversa dall'altra, di questa diversità straordinaria di tutti noi altri. Questa è l'Italia. Se andiamo in giro per l'Europa, un paese come l'Italia, ma no, nel mondo non esiste. Allora, se noi andiamo via dall'Europa, l'Europa non esiste più.
Devono farlo capire questo ai signori dei conti e ai finanzieri dell'Europa, perché c'è un prezzo da pagare anche per tenere un paese come il nostro nell'Europa. C'è un prezzo da pagare, anche se abbiamo più debiti degli altri. Li abbiamo appunto per conservare quella che è la nostra unicità. Perché siamo un valore aggiunto, no? Giusto, questo intende. Certo. Se io vendo la chiesa di San Marco, scusi, quant'è che prendo i soldi di tutto il debito italiano? Scusi, va bene, diciamo questo. Solo quella chiesa di San Marco, spesso un po'. Straordinario. Certo, è verissimo. Senta Cipriani, ma quindi lei resta, diciamo, con quella che non è una provocazione, cioè lei dice l'Aris Bar non riapre, oppure... No, è la verità, no, poi io non credo che le provocazioni contro di me stesso non la farei mai. Difatti ho un altro locale che si chiama Harris Dolci alla Giudecca, il quale ha la possibilità di mettere i tavoli all'aperto e probabilmente apriremo il 1° giugno, capisce? Ecco, perché quindi quei tavoli all'aperto. A parte il fatto che le Harris Bar, siccome ho visto che si preoccupano delle aspirazioni, lei non so se sappia che sono state proibite dal Ministero della Salute le autopsie della gente morta da coronavirus. Allora, questo è un delitto, perché è attraverso le autopsie che si capisce per che cosa che è morta questa gente. E hanno scoperto, per quelle poche che hanno fatto, che morivano di embolo. Sì. Capito? Tanto vero che dopo ho incominciato a fare l'eparina. Sembra che sia un grande disegno, capisce? Oppure di una grande stupidità, perché per l'amor di Dio i disegni sono anche figli della stupidità, molto spesso. Quindi non apre o farà, diciamo, una provocazione di aprire senza regole? No, immagino di no, conoscendola. No, perché c'è scritto che chiudono il locale, vorrei che mi chiudessero proprio questi qua il locale, capisci? Ecco, siccome loro se ne fregano che il fatto che io sia monumento nazionale dal 2001 è l'unico locale che ha avuto questo riconoscimento in Italia, certo. Sarà bene una ragione perché l'abbiamo avuto, no? Perché gli tavoli alti, bassi, storti, dritti, no? È lo spirito che riusciamo a dare nelle cose, come l'abbiamo dato in tutti i nostri locali del mondo. Ecco, e questo funziona, è lo spirito italiano di come siamo noi in Italia. La nostra cultura. Cosa ha detto in questi... La signora Ursula non si sta accorgendo che chi vuole uscire dall'Europa sa chi è? La Germania. Perché questa sentenza che hanno fatto adesso i giudici della Corte di Castro, e lei ha detto no, siamo noi i capi, siete voi non potete dire, è una scusa per la Germania di uscire dall'euro. La Corte Suprema tedesca, sì. Certo, non faccio tagliare la testa che è questo. Senta Cipriani, cosa ha detto ai suoi uomini in questi mesi? Io ho detto, cerchiamo di fargli fare qualche cosa. Adesso per esempio apriremo a Ibiza, e Ibiza ha già offerto 800.000 euro per aprire il governo spagnolo, hai capito? Ecco, qui zero, anzi hanno voluto la rata delle tasse del 30 aprile, i 100.000 euro che ho pagato. Come siamo messi da evitare. Chiarissimo. Cipriani, grazie davvero. Buona giornata. Era Arrigo Cipriani, ha ricordato molto bene anche che cosa significa nel mondo, nella storia del nostro paese l'Aris Bar, e come potrete immaginare nel momento in cui lui utilizza parole forti anche all'indirizzo... Dobbiamo dissociarci, adesso ho capito cosa intendeva con quella frase, per forza diciamo ha apostrofato la Presidente della Commissione Europea, insomma è un'opinione sua, noi chiaramente dobbiamo fare la nostra parte. Quindi queste parole durissime di Arrigo Cipriani, ed era giustissimo appunto anche sentire il perché di questo sfogo molto, molto pesante. Allora, non so se siamo già collegati con... Nicola Finco della Consigliere regionale della Lega e l'onorevole Roger De Menec del Partito Democratico. Intanto ne approfitto anche per salutare e ringraziare Antonio Esposito e Italo Morao in regia. Appena avete news fatemi sapere. Volevo mostrarvi anche la prima pagina del Gazzettino. Ecco, ok. Furiosa lite tra il sindaco di Venezia Brugnaro e il vice ministro all'economia Misiani, siete pazzi e incapaci. Avete sentito anche la ricostruzione di poco fa data da Arrigo Cipriani, molto pesante all'indirizzo di questo governo, che sfrutterebbe di fatto l'emergenza per poter mantenere per la propria rendita di posizione, cioè restare al governo. Parole dure davvero da Arrigo Cipriani. Livero Inquadrati, buongiorno e bentrovati allora a Nicola Finco
consigliere regionale della Lega, e l'onorevole Roger Domenech del Partito Democratico. Domenech, solo se può abbassare un po' l'inquadratura così la vediamo. Ecco, ancora, no sì, un po' più su. Ecco, fantastico. Allora, Finco, segnalo che non vedo dietro di lei la televisione come le altre volte sintonizzata su Antenna 3, ma gliela facciamo passare lo stesso. Domenech, ha sentito per caso le ultime battute di Cipriani? È stato durissimo in questa telefonata con noi. Non lo sento io. Aspetti Domenech che non la sento. Mi sembra di aver letto il labiale, non ho sentito Cipriani, credo. Vabbè, adesso vediamo se riusciamo a perfezionare il collegamento. Intanto, se mi sente, di fatto, appunto, quanto ricordavo adesso, come questa emergenza venga prolungata e prorogata anche con regole ferree e dure che servono per tenere la propria poltrona a Roma, cioè, in fatto, è questa l'analisi che Arrigo Cipriani ha dato anche dell'azione del governo. Queste, per i ristoranti, sono regole fatte da un geometra, non da chi sa questo mondo, non da chi conosce questo mondo, è impossibile riaprire, insomma tutte queste cose che ha detto Cipriani poco fa. No, niente, non la sento Domenech, arriviamo da lei tra poco, mi perdoni. Finco? Sì, ho seguito un'intervista da Arrigo Cipriani. Sta a dimostrare insomma quello che è il sentimento di moltissimi imprenditori, insomma di gente che da mesi sta aspettando delle risposte concrete da parte del governo, ma risposte che non stanno arrivando. E noi stessi oggi avremo degli incontri con le parti sociali per iniziare insomma a ragionare su questa apertura del 18. Devono ancora arrivare parte delle linee guida dell'INAIL, alcune sono arrivate, alcune dovranno arrivare nei prossimi giorni. Siamo in attesa del DPCM che in teoria dovrebbe essere approvato domani, e quindi in questo momento mancano pochi giorni all'apertura, ma non abbiamo ancora un'idea chiara su come si potranno aprire le attività. Oppure possiamo dire ci sono sì delle bozze di linee guida, ma di ufficiale oggi noi non abbiamo nulla. Come Regione abbiamo già predisposto tutta una serie di protocolli che diciamo come ente saremo anche disposti a applicare sul nostro territorio regionale, però prima dobbiamo avere il via libera da parte del governo, perché ovviamente la materia è di competenza governativa. Quindi speriamo che quanto prima ci diano delle risposte, perché io, ma come tutti gli assessori e gli altri componenti dell'Assemblea regionale, siamo costantemente sotto pressione da parte di tutte le categorie, perché ci dicono come dobbiamo riaprire noi lunedì. E quindi adesso voglio dire, c'è veramente questa situazione di ansia, perché la gente ha voglia di riaprire perché ha bisogno di lavorare, e quindi chiedono flessibilità sia negli orari, chiedono flessibilità nei giorni di lavoro, ma soprattutto ci dicono diteci in che maniera noi dobbiamo riaprire lunedì, in modo da poterci organizzare e iniziare a lavorare, perché la gente veramente non ne può più, perché i soldi non ne arrivano e le casse integrazioni non arrivano, e la gente in qualche maniera ha bisogno comunque di campare. Ecco, non lo vedo più, non so se appunto Domenech è riuscito a collegarsi poi, anche per capire appunto che cosa, se riusciamo a sentirlo o meno. Senta Finco, accordo raggiunto, anzi vuole intanto dire una cosa, perché abbiamo aperto anche questa edizione cambiando argomento, e ricordo che è una fake news quella del video di Silvia Romano nuda a Bologna anni fa, insomma, perché sta circolando sui social, basta fare una cosa molto semplice, Google Notizie, non è che ci vuole tanto, e diciamo organi di informazione accreditati smentiscono immediatamente le bufale che mai come in questo periodo girano, alimentate da chi ha più il ditino più veloce del cervello. Allora, questo deputato leghista Finco che definisce Silvia Romano una neoterrorista, cosa dice? Ma guardi, adesso ho letto anch'io questa notizia, diciamo che questi sono toni e affermazioni che sicuramente non portano a nulla e non portano veramente nessun risultato. Adesso vabbè, questo magari in un momento di sfogo avrà fatto questa dichiarazione, forse perché vorrà guadagnarsi qualche articolo di giornale o qualche post su Facebook, però certamente l'atteggiamento che abbiamo visto e come si è comportato anche il governo italiano nel caso di Silvia Romano è tutto un dire, perché insomma abbiamo visto anche oggi l'alto commissario per gli affari esteri a livello europeo che si è lamentato proprio almeno
di questo presunto riscatto che è stato pagato a livello internazionale per portare a casa questa persona. Io adesso non entro nel merito perché è arrivata con il velo, senza il velo, se si è convertito o non si è convertito, ognuno è libero di fare quello che vuole nella sua vita. Certo che è scandaloso che un governo, insomma, si sia dimostrato così, diciamo così, debole anche nei confronti di quello che è il terrorismo internazionale, perché se è vero che hanno pagato questi soldi in cambio del rilascio della persona, per carità, averla portata a casa è stata una cosa positiva, però certamente da un punto di vista della sicurezza dei nostri connazionali che sono in giro per il mondo anche in zone molto sensibili e diciamo anche la spettacolarizzazione che è stata data a livello nazionale, secondo me non ha fatto un gran bene al nostro paese. Dopo, ripeto, sulla figura di Silvia Romano io non entro nel merito, è libera di fare quello che vuole, anzi spero che da domani non se ne parli più. Certamente però bisogna fare chiarezza sul pagamento di questo riscatto, perché insomma siamo un po' un caso anomalo anche da quello che leggevo questa mattina su vari quotidiani di questo sistema di pagare per avere la libertà di qualche nazionale che insomma è andato all'estero. E dopo, se me lo permette, dottor Avarino, come ha detto giustamente anche ieri il presidente Zaia, tante persone, tante ONG però dovrebbero anche essere consapevoli quando vanno all'estero, perché ovviamente se vado in Spagna è una cosa, se vanno in zone dove c'è un pericolo di terrorismo, è un pericolo vero e proprio per le persone che si recano in determinate località, dovrebbero anche esserne responsabili, perché se adesso io come paese devo pagare 4 milioni di euro per liberare una che tutto sommato è andata anche a cercarsene. Vabbè, però Di Maio ha detto che non ha notizia di un pagamento di riscatto, altrimenti lo dovrebbe dire. Questo no, vabbè. per correttezza. Queste sono le voci che girano, ma poi lo vedremo. Certo, no, per correttezza ricordo anche questo aspetto. Allora, onorevole De Menec, ora vediamo se la sentiamo. Provi? Io vi sento benissimo. È riuscito a intuire anche, diciamo, il mio impietoso ricordo delle parole di Cipriani? Sì, ho sentito la parte finale. Beh, io capisco lo sfogo degli imprenditori in un momento di grandissima difficoltà. Il settore del turismo, del commercio, la ristorazione è sicuramente il settore più in difficoltà in questa fase. Dopodiché sulle ricostruzioni di un virus fatto ad arte, allora devo dire che se questa ricostruzione fosse vera, cosa che non credo assolutamente, dovremmo dire che c'è una macchinazione a livello globale, perché io leggevo oggi, parliamo spesso della Germania, ma la Baviera, io sono bellunese, quindi guardo con interesse cosa succede al di là del confine, apre i ristoranti il 18, stanno costruendo i protocolli di sicurezza, l'ho letto proprio in una notizia di stampa di questi giorni, e cioè vuol dire se noi pensiamo che sia tutto costruito ad arte per mettere in difficoltà non so cosa, non so chi, probabilmente non affrontiamo i veri temi. I veri temi di oggi sono il fatto che a fronte di tante risorse messe in campo dal governo, prima 25, oggi altri 55 miliardi, c'è un indubbio problema di burocrazia. Su questo io sono molto tranquillo nel dirlo. Noi dobbiamo lavorare non soltanto nello stanziare le risorse, ma anche e soprattutto nel renderle disponibili in maniera semplificata, perché il tema, insomma, lo sappiamo, no? Della cassa integrazione, il tema del contributo dato agli autonomi, eccetera, eccetera, sono tutte risorse che noi abbiamo messo nelle disponibilità, ma che solo in una parte è già arrivata nelle tasche dei cittadini. Questo è uno dei problemi e su questo credo che ci debba fare una grossa riflessione oggi nel momento dell'emergenza, ma io credo più in generale, perché questo problema è un problema che trasciniamo in Italia da più di 20 anni e è un problema che riguarda tutta la pubblica amministrazione, partendo da quella centrale arrivando fino a quella locale. Quindi su questo io apro una riflessione seria. Sul resto delle ricostruzioni io credo che non possiamo nemmeno pensare, credo che sia frutto soprattutto anche di un senso di impotenza. Magari io, ripeto, capisco sempre molto bene gli imprenditori, però è chiaro che sono ricostruzioni assolutamente non coerenti con quello che sta succedendo nel mondo, non in Italia, nel mondo. Quindi lavoriamo seriamente, troviamo delle soluzioni, cerchiamo di fare un fronte comune e di portare a casa dei risultati tangibili e immediati.
È chiaro, però viene da una voce piuttosto autorevole, no? Come quella di Arrigo Cipriani. Ma sugli imprenditori io non dico assolutamente nulla, ma non posso non dire e affermare, insomma, che il tema della pandemia è un tema mondiale. Insomma, credo che tutti leggiamo i giornali di quello che sta succedendo in Inghilterra. L'Inghilterra aveva rifiutato l'idea di fare qualsiasi misura di prevenzione. Oggi l'Inghilterra mette in atto misure di prevenzione tanto quanto l'Italia. Per non parlare degli Stati Uniti, dove la situazione obiettivamente in alcune città è sfuggita di mano. Io dico, credo che il sistema paese, e quindi il sistema paese nel suo complesso, abbia reagito bene nonostante le difficoltà iniziali. Oggi il tema è la ripartenza, oggi è mettere a punto dei protocolli efficaci da un punto di vista sanitario, ma che siano anche efficaci da un punto di vista sociale, cioè che consentano ai cittadini tutti, quindi imprenditori e cittadini insieme, di tornare a una sorta di normalità. Allora, non è Demenec, aggiungo un paio di dati così li commentiamo insieme. Intanto il primo è Federpharma replica, insomma, si è agito tardi sul nodo mascherine, tra l'altro confermano non erano quelle di Arcuri, diciamo, della Protezione Civile, che dovevano rifornire le farmacie se le sono comprate da soli a prezzi maggiori e poi le hanno messi a 0,50, che per il pubblico è 0,61 compreso l'IVA, non le hanno più, i guanti costano un sacco, non si trovano tutte le misure, neanche tutte le tipologie, insomma c'è di tutto davvero. Mi dicono che è pronto il collegamento con Lina Paronetto, poi adesso vediamo, e anche con Venezia, appena possibile ci colleghiamo con loro. Sileri, vice ministro alla sanità, dice che dal 1° giugno penso sia possibile uscire dalla Lombardia. Berlino, quindi la Germania, obiettivo aprire le frontiere dal 15 giugno. A questo aggiungo un dato. Finco, avrebbero trovato l'accordo della notte, quindi sentirei voi su questo, a partire da lei, sul fronte sanatoria, quindi per i lavoratori in agricoltura. Adesso la Coldiretti dice non bastano neanche, serve pure il voucher. Che dice? Ma noi ovviamente fin dal primo giorno ci siamo sempre dimostrati contrari a questo tipo di sanatoria, perché comunque vuol dire, per quanto poco, regolarizzare. Si parla di 600.000, adesso non so se magari hanno modificato i numeri, comunque 600.000 persone che sono arrivate clandestinamente all'interno del nostro paese. Ma soprattutto, anche ascoltando le categorie agricole, loro chiedono più che altro corridoi verdi, cioè nel senso, oggi anche in agricoltura serve del personale specializzato, del personale formato, del personale che sappia lavorare. Non è facendo una sanatoria di 600.000 persone che risolve i problemi in agricoltura, anche perché sappiamo qual è il problema degli stagionali, sappiamo benissimo le richieste che sono state fatte più volte per quel che riguarda i voucher, quindi non è sicuramente regolarizzando 500-600.000 persone che risolve i problemi del mondo agricolo, soprattutto per tutti i lavori stagionali. Forse questa è una misura che è stata studiata dalla Bellanova, forse perché si vuole in qualche maniera regolarizzare una parte dei tanti clandestini che sono presenti nel nostro paese, però sicuramente non è una risposta concreta che verrà data a tutto il mondo e al comparto agricolo. Questo è certo ma sicuro. Ok, Demenec? Ma facciamo un po' di informazione seria, perché stiamo parlando di regolarizzare chi ha il contratto di lavoro intanto, e quindi l'emersione di un sommerso. Cioè chi già lavorava qui, lei intende? Sì, e che deve avere il contratto di lavoro, che è collegato in maniera forte con il permesso di soggiorno. Cioè abbiamo detto per anni facciamo arrivare in Italia solo chi ha un lavoro. Noi stiamo dicendo regolarizziamo chi ha un lavoro. E quindi, ragazzi, delle due l'una, bisogna uscirne da questa cosa. Addirittura le associazioni di categoria, giustamente, hanno detto una cosa diversa oggi. Hanno detto, attenzione, questa cosa qui addirittura non basta, quindi bisogna fare di più, non di meno. Quindi su questo veramente, soprattutto in campo agricolo, ovviamente, come sappiamo, la questione del lavoro è legata al campo agricolo, quindi agricoltura, pesca, e anche al campo dei servizi alla persona, colf e badanti. Sono solo questi le possibilità e l'intreccio fra la posizione lavorativa e la posizione di emersione dal sommerso. In questo senso io credo che è un meccanismo virtuoso. Tra l'altro anche qui basterebbe guardare nel mondo. Trump, quindi cito Trump, insomma, per chi mi conosce, no, negli Stati Uniti ha fatto un'operazione simile proprio per fare emergere un pezzo di lavoro sommerso durante la crisi del coronavirus, dando dei contributi legati all'emersione
dei lavoratori a nero presenti in alcuni distretti degli Stati Uniti. Allora, ripeto, possiamo tranquillamente dire tutto il contrario di tutto, pensare ai corridoi verdi, eccetera, eccetera. Questa è una cosa di concretezza che dà sicuramente una risposta a dei comparti che stanno chiedendo manodopera e che sappiamo che storicamente negli ultimi, anche qui, 15 anni, questa manodopera è sempre arrivata dall'esterno dei confini italiani, e quindi sia verso l'est che verso il sud del pianeta. Quindi, ripeto, quando vedremo la norma, secondo me, tanti dubbi verranno sicuramente fugati. Non c'è nessun tipo di vantaggio per i famosi caporalati, e cioè per quelli che hanno sfruttato in questi anni le tratte, insomma, degli stranieri in Italia, assolutamente, e c'è quindi il tentativo di rimettere in bianco situazioni che prima, e lo abbiamo visto anche in Veneto. Allora, Demenec, le raccontiamo, anzi vi raccontiamo con tutti i nostri telespettatori una storia, perché già sono partiti purtroppo gli sfratti, cioè qui nei locali, non solo, no, in questi mesi che non hanno potuto pagare. Ci sono 2 casi in particolar modo nelle ultime ore proprio a Treviso, e noi siamo collegati con Lina Paronetto e Nicoletta Rizzetto dal cuore di Treviso, e quindi Lina, raccontaci un po' che cosa è successo. Buongiorno Ferdinando, sì, i casi sono più di quelli che hai detto tu. Parlavamo qui, siamo davanti a un locale storico di Treviso, perché da 18 anni, no, Roberto Torresan, che gestisce lo Shiraz qui tra via Municipio e piazza Trentin, vicino proprio al Palazzo Municipale, e ci diceva che sono già una ventina, che lei sappia, gli esercenti che cominciano ad avere problemi, perché stanno arrivando i primi avvisi di sfratto, anche se in teoria, no, la normativa doveva prevedere tutt'altro. Voi eravate anche tranquilli in questo? Sì, da questo punto di vista ne eravamo tranquilli, perché appunto c'era questa proposta da parte del Ministero appunto di aiutarci con gli affitti, ma cosa che al momento non sta per niente accadendo. Appunto anche io ho ricevuto una PEC dal proprietario dove mi intima a pagare i 2 mesi che non ho pagato, appunto, se non faccio, appunto, non mi appresto per il pagamento, mi invita a trovare una soluzione diversa o appunto meno andarmene, per cui questo è dopo 18 anni il malessere, appunto, che si aggiunge già a tutte le problematiche che ci sono. Anche questa non ci voleva proprio. E lei diceva che ne conosce anche diversi altri, tanto che vi state rivolgendo a uno studio legale proprio per agire, diciamo, un po' tutti insieme. Sì, stiamo cercando appunto insieme all'avvocato Aiello, all'avvocato Calvetti, che ci sta seguendo con l'Unione Imprese Treviso, e siamo una ventina già che ho sentito io, e tutti quanti lo stesso problema, e stiamo cercando di affrontare la questione, e a breve ci dobbiamo incontrare per vedere se c'è un aiuto da parte sua per appunto riuscire a ovviare questo problema qua, che appunto si aggiunge da tutti gli altri che già ci sono. Ecco, ma lei se l'aspettava, nel senso, dopo 2 mesi ci dovrebbe essere anche un po' di comprensione? No, ci aspettavamo la comprensione totale. Abbiamo chiesto non di sospendere totalmente, ma magari di venirci incontro, dilazionando, facendo uno sconto, aiutandoci in qualche modo. Ci era chiesto appunto un intervento in qualsiasi modo, non certo quello di mandarmi la comunicazione dove intima a pagare, altrimenti l'uscita. Questo proprio lascia basiti, per non dire altre cose sgradevoli da pronunciare. Praticamente lei si è rivisto questa PEC, lei ha 97 metri quadrati, e quanto paga al mese? Paghiamo 2.500 euro di affitto, questo da 18 anni, per cui si poteva anche acquistare l'immobile tranquillamente, se facciamo 2 conti. Non ci è mai stato permesso nemmeno questo tentativo di acquisto, per cui 18 anni che siamo regolari, il 5 del mese precisi come non mai, solamente che adesso, dopo, visto il momento che c'era, le entrate non c'erano, di conseguenza siamo trovati costretti a sospendere tutte le utenze, tutto proprio in toto. Quindi, senta, lei di cosa ha beneficiato nel frattempo? I 600 euro? I 600 euro, e siamo uno dei pochi locali che siamo riusciti ad avere i 25.000 euro del prestito alle banche, con i quali noi adesso abbiamo appunto incominciato a pagare un po' di fornitori, e sicuramente, visto che ad oggi i nostri dipendenti ancora non hanno percepito lo stipendio, faremo un anticipo degli stipendi, perché sono tutti quanti ragazzi, abbiamo 5 persone, tutti padri di famiglia con bambini appunto in cassa integrazione. Cassa integrazione, che ad oggi non hanno ancora ricevuto nulla. Quindi lei questi soldi li vorrebbe usare per quello, non per l'affitto? Sì, no, usiamo per questo e per i fornitori. E l'affitto eravamo appunto convinti, visto che c'era questa legge,
questa proposta di legge di riuscire perlomeno a spostare, a ovviare in qualche modo. Senta, poi c'è il nodo aperture, no? Si dice da lunedì, ma vediamo un cartello là dietro abbastanza eloquente: se apriamo falliamo. Noi da lunedì non riusciamo proprio per niente a aprire, perché comunque la comunicazione, il decreto verrà fuori venerdì, con venerdì non riusciamo, non abbiamo i tempi tecnici per organizzarci per aprire lunedì, per cui sicuramente slitteremo almeno di una settimana e poi capire cosa chiede questo decreto, questo DPCM, perché la paura è tanta, rischiamo di aver problemi noi poi a livello penale per problemi insomma che ci sono. La titubanza è generale sia da parte nostra che da parte anche poi degli avventori, quindi è un problema grosso insomma. Sì, solo un flash, ma in questo periodo hanno tenuto aperto per l'asporto? Ma solo un flash? Mi chiedono dallo studio se avete tenuto comunque aperto per l'asporto. Non abbiamo tenuto aperto con l'asporto perché aprire con l'asporto implicava aprire l'attività, di conseguenza il proprietario poteva attaccarsi al fatto che avevamo aperto e di conseguenza avere delle entrate per poi pagare tutto quanto. E poi ci siamo confrontati con i colleghi e si parlavano di incassi da 100 euro al giorno e non valeva la pena assolutamente. Grazie Roberto Torresano dello Shiraz, noi continueremo perché ci sono altri casi purtroppo da seguire. Restituiamo la linea allo studio, Ferdinando. Va bene Lina, esatto, torniamo a collegarci anche più tardi, quindi quando hai altre storie da raccontare. Un abbraccio davvero anche a Roberto e alla loro attività. Grazie a Lina Panoletto, Nicoletta Rizzetto. Domenica, questo aggiungo la Confcommercio che dice solo il 20% degli italiani potrà andare in vacanza, a rischio 420.000 posti di lavoro. Adesso mi è sembrato di leggere nei dati appena diffusi. Questo è il tema vacanze, il tema turismo. Domenica, cosa rispondiamo anche a questo imprenditore? Ma che questo imprenditore mette in fila un po' tutti i problemi e le difficoltà che ci sono e che dobbiamo assolutamente affrontare, nel senso che c'è un problema intanto anche di comprensione sociale, perché è ovvio che questa cosa qui è un cataclisma, non so se l'hanno capito, lo continuano a ripetere tutti, ma è meglio ripeterlo, è un cataclisma, la più grave crisi sanitaria e quindi economica dal dopoguerra ad oggi. Quindi pensare che l'attività che prima pagava X oggi deve continuare a pagare come se nulla fosse le stesse quantità di denaro per gli stessi metri quadri, quando sappiamo già che per un periodo medio-lungo ci sarà un contenimento sociale che obbliga ad avere meno persone dentro il locale, è chiaro che qui viene fatta una riflessione, e questa riflessione qui deve essere fatta sia con leggi nazionali, però che sono complicatissime da fare rispetto a rapporti privati, se parliamo dell'affitto. Ci vorrebbe però un grado di comprensione, e anche noi in questi mesi abbiamo avuto, in queste settimane, interlocuzione con le associazioni di categoria, anche dei proprietari, perché il proprietario del bar è stato chiarissimo, sono più di 15 anni che paga l'affitto, che non ha mai mancato nulla. È chiaro che oggi, se il suo locale prima poteva contenere 100 persone, oggi ne conterrà 30, il 30%, e quindi è chiaro che anche l'affitto va ridimensionato. Ci deve essere cioè il comprendere il momento va anche oltre le norme nazionali, regionali, comunali che verranno emanate in queste settimane. Io lo dico perché altrimenti non abbiamo capito che è cambiato il mondo in questi 3 mesi. Dopodiché, questa è la parte, diciamo, sociale e culturale. Dopodiché è chiaro che su alcune cose noi abbiamo portato in detrazione il 60%, abbiamo con il decreto ancora quello da 25 miliardi. Oggi con questi 55 stiamo puntando non soltanto alle detrazioni e deduzioni, che sono comunque importanti per non far pagare le tasse, ma anche a contributi a fondo perduto, soprattutto sulle attività piccole e piccolissime, sapendo che però deve esserci un mix delle azioni, perché non potremo intervenire in tutta Italia con il fondo perduto. Chi lo dice non ha contesta, è come chiedere al comune o alla regione di fare interventi massicci di fondo perduto. Lo sappiamo che non abbiamo le capacità. Allora, comune, aspetti Domenica. Finco per lei? La verità. Ma questa è la situazione. Prima si parlava Cipriani, appena adesso abbiamo sentito un altro imprenditore locale che sta a testimoniare comunque che sono stati completamente lasciati soli. Cioè, oggi le partite IVA sono al di fuori di 600 euro che hanno ricevuto, sono state completamente lasciate sole. Cioè, quando uno dice ho difficoltà nel pagare gli affitti, devo anticipare gli stipendi perché comunque le casse integrazioni devono ancora arrivare, devo pagare i fornitori
e dallo Stato oggi non è arrivata alcuna risposta. Vuol dire che lo Stato sta fallendo sotto tutti gli aspetti. Noi possiamo dare la colpa alla burocrazia, al cataclisma, alla pandemia, però oggi ormai siamo in questa situazione da 2 mesi e mezzo e al di fuori degli annunci, tanti annunci e tanti promessi di PCM, le comparsate a mezzanotte da parte del Presidente del Consiglio, di sostanza, di cose vere, concrete, che siano andate nella giusta direzione di dare una mano ai piccoli e medi imprenditori. Non ne sono arrivate, perché andate a parlare con le banche, andate a vedere quanti hanno chiesto questi benedetti 25.000 euro, vedete come sono presi questi ragazzi che hanno sempre avuto ovviamente la correttezza nei pagamenti e tutto, e oggi si trovano nella condizione di dover chiudere la loro attività economica perché lo Stato è risultato completamente assente in ogni sua forma. Questa è la cosa gravissima. Poi noi possiamo dire che è colpa della burocrazia, ma siccome che dal momento che insomma viviamo in una democrazia dove c'è qualcuno che governa e qualcuno che comanda, e coloro che ci governano e comandano in questo momento stanno facendo i teatranti, ma non stanno rispondendo alle esigenze di quelli che sono i bisogni e le necessità del territorio, questi sono i risultati. Cioè, se noi continuiamo a parlare che siccome siamo in una pandemia dobbiamo avere pazienza, perché in qualche maniera questa è la situazione, non possiamo fare altrimenti. Però ragazzi, vi rendete conto in quale situazione si trovano le nostre partite IVA e vi rendete conto alle non risposte che oggi voi state dando? Perché questa è la vera realtà. Questa è la vera realtà. Quando la gente non ha ancora percepito la cassa integrazione e qualche ministro va in televisione a dire che è colpa delle regioni, prima di tutto dovrebbe specificare quali regioni e non dire che è colpa delle regioni in generale, perché forse noi siamo una delle piccole realtà e delle poche realtà che hanno dimostrato comunque che le cose le sa fare e le sa fare sempre fatte bene, a differenza di qualche altra parte del paese. Però qua ci sono anche delle grandi responsabilità da parte del governo. E tornando al discorso di prima, quando l'imprenditore ha detto io comunque se apro lunedì fallisco, è la cosa vergognosa che oggi è mercoledì, si parla di riaperture per lunedì 18 e noi non sappiamo ancora come regione se possiamo utilizzare le nostre linee guida, se dobbiamo utilizzare quelle dell'INAIL, quale linee dobbiamo utilizzare per aprire queste benedette attività economiche. Nel frattempo passano le settimane, ci sono le task force fatte da 450 persone che ad oggi non si sa ancora. Però su questo Finco mi sembra sia chiaro. Abbiamo la stagione estiva che deve partire. E lo dice anche Zaia, cioè attendiamo le disposizioni dall'INAIL e poi le applichiamo. Questo io ho capito. Demenec cosa replica? Ma replico, possiamo tranquillamente scaricare il barile tutti uno sull'altro e quindi probabilmente non portiamo a casa nessun risultato. Io ho fatto una riunione interessante lunedì con alcuni imprenditori del commercio, della mia zona ovviamente, ma poi viene fuori anche che le regioni si comportano in maniera diversa. La regione Campania ha messo a disposizione 3.000 euro a tutti i negozianti, è cosa che il Veneto non ha fatto, ma non mi interessa fare polemiche col Veneto. Io vi sto citando dei provvedimenti e dei problemi che stiamo cercando di portare a casa e di cercare di risolvere. Potrei dire a Finco che ovviamente fa la sua propaganda contro il governo, è il gioco delle parti. A me, ripeto, questo gioco delle parti in questo momento non interessa. Potrei citare il Piemonte che sta facendo altre cose, perché anche le regioni possono dare una mano, perché io quando parlavo di squadra completa, dal comune fino allo Stato, intendo dire che in questo momento noi abbiamo bisogno dell'aiuto e delle disponibilità di tutti. Non ho visto grandi provvedimenti economici da parte della regione, pur prendendo atto ovviamente che da un punto di vista sanitario siamo riusciti a fare un bel lavoro, quindi vedete che non sono assolutamente, cerco di essere un po' sopra le parti, però il tema vero è che oggi, e Finco lo sa che i provvedimenti economici della regione non ci sono, in Piemonte e in Campania, ve ne cito due che potete leggere, devo chiudere. Sono bandi che danno soldi ai negozi, ma allora stiamo qui a dire quello che fai tu, quello che faccio io preferisco lavorare. Secondo me la posizione anche del governatore Zaia, guardate, lo dico io, nell'ultimo periodo è stata molto coerente, dice aspettiamo le linee guida perché l'INAIL insieme alle associazioni di categoria stanno cercando di smussare più angoli possibili. Dopodiché possiamo anche aizzare le folle, io non ho un problema da quel punto di vista, ripeto, avevo un lavoro prima, torno a fare il mio lavoro, non c'è problema, non è questo, perché ho sentito anche queste frasi in questa trasmissione oggi anche dagli imprenditori. Il tema vero è se vogliamo capire come risolvere i problemi, perché questa virus, permettetemi di dire, ci sta portando i nodi al pettine di tanti anni e tanti governi diversi di
efficienza burocratica, questa è la verità. Devo chiudere perché ho la pubblicità, ho Matteo Zoppas e poi tra poco c'è il governatore Luca Zaia in diretta. Grazie all'onorevole De Menec del PD e a Nicola Finco, consigliere regionale della Lega. Buona giornata. Va bene, non so quanto dura pubblicità, allora mandiamola subito, poi vedremo un servizio importante anche sulle vacanze e quindi ci colleghiamo con Matteo Zoppas. A tra poco. – 12:19, torniamo in diretta, manca pochissimo alla conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Saluto e ringrazio, si è collegato con noi come avevamo anticipato l'imprenditore Matteo Zoppas, già presidente della Confindustria del Veneto. Non lo vedo, presidente? Eccoci qua. Presidente, buongiorno, mi sente? Buongiorno Ferdinando, buongiorno. Allora, un saluto a tutti. Ecco, buongiorno e ben trovato. Si è fatto un gran discutere e chiaramente adesso stiamo cominciando a vedere l'orizzonte degli effetti di questa come fosse una guerra mondiale di fatto, no? L'abbiamo ben capito purtroppo sull'economia. E ora iniziamo a intuire i dati della nostra economia per i prossimi mesi, senza tra l'altro ovviamente avere una certezza. Stiamo mettendo in campo secondo lei le misure giuste e quali legge in questo decreto rilancio, se ne vuole sottolineare qualcuna, e che cosa c'è di rischio nei prossimi mesi anche sul fronte proprio sul fronte dell'economia? Guardate, prima di tutto un pensiero credo che vada alle persone che hanno sofferto di più e per chi non ce l'ha fatta, scusatemi, è dovuto in questa situazione. Detto questo poi, perché sono dei mali peggiori, detto questo poi è chiaro che quello che sta succedendo è che stiamo cominciando a capire, come dice lei, quali sono le conseguenze e purtroppo ci stiamo concentrando di più sull'immediato e con delle misure che, se non sbaglio, si parla di 55 miliardi più 35 miliardi e quindi sono circa insomma, sotto i 100 miliardi di spesa, fatto salvo quello che ci arriverà poi dall'Europa. È chiaro che la dimensione di cui stiamo parlando è veramente quella di un pezzettino, di un piccolo sassolino contro l'intero globo della nostra terra, cioè le misure che stiamo mettendo in piedi sono delle misure che sono assolutamente irrisorie, perché soprattutto adesso quando si riapriranno le attività che hanno già cominciato ad aprire, ma soprattutto quando riaprirà il commercio al dettaglio, la ristorazione, il turismo, eccetera, eccetera, ci renderemo conto che il problema non è finito, non è esaurito. Il fatto di riaprire l'attività è l'inizio del problema, non è la fine del problema, perché di fatto quello che stiamo vedendo, che è naturalmente il raggiungimento di quello che dovrebbe essere un equilibrio tra il rispetto della sicurezza e della salute e il rispetto della salute economica, si sta posizionando per forza di cose in un punto che per tanti è un punto di non ritorno. È chiaro naturalmente che è un'impresa difficile. Io onestamente mi troverei in seria difficoltà se fossi nella stanza dei bottoni per prendere delle decisioni simili, però vediamo che per esempio una figura che ha saputo prendere decisioni importanti, drastiche, assumendosi delle responsabilità forti come il nostro presidente regionale, ha fatto sì che la pandemia veneta, chiamiamola così, sia stata limitata, circoscritta e che abbia fatto in modo che noi oggi possiamo essere una delle regioni che può partire prima, fatto salvo naturalmente la gentile concessione dal punto di vista governativo. Certo, senta Presidente, ma diciamo una delle cose di cui si è dibattuto molto è che nel primo intervento di questo governo, che di fatto ricordo era come una manovra finanziaria qualche mese fa ormai, qualche settimana fa ormai, e questa che è come fosse due finanziarie del nostro paese che sta arrivando nel decreto rilancio da 55 miliardi. Molti imputano il fatto che non avessero previsto già nella prima degli finanziamenti a fondo perduto per l'impresa. Secondo lei, come fatto da altri paesi, quante volte ne abbiamo parlato, no, in queste settimane, era giusto che si facesse o è un falso problema? Guardate, a prescindere da quello che è stato fatto, io credo che bisogna guardare avanti. Da qui a un mese, 2 mesi, 3 mesi, noi avremo
la categoria degli imprenditori, non solo quelli industriali, che sarà in seria difficoltà e avrà veramente bisogno di essere aiutata, ma con delle iniziative a fondo perduto come viene fatto in tutte le altre nazioni. Ora non so quali siano i vincoli di bilancio che stanno vietando, che stanno proibendo questa cosa, ma il conto, se non lo pago oggi, lo pago domani molto più salato. Per cui quello che è importante è che arrivi un messaggio forte a chi ci sta governando oggi, di richiesta e di supplica, di cercare di aumentare sia la quantità di supporto, sia la modalità del supporto, ma soprattutto anche la tempestività del supporto, perché oggi come oggi ogni giorno che viene perso è un giorno che porta molti imprenditori ad essere un giorno più vicini al momento di chiusura. Però bisogna ricordarsi soprattutto di una cosa, che a volte le manovre di cosiddetto assistenzialismo sono delle manovre che potrebbero avere un risultato molto maggiore se, anziché assistere direttamente un cittadino, io assisto chi è il dante causa del lavoro del cittadino e quindi del reddito del cittadino, perché tante volte delle somme che vengono date, le ragite all'impresa, non all'imprenditore, attenzione, ma all'impresa, fanno sì che l'impresa possa sopravvivere e quindi non far cadere la garanzia di reddito futuro della maggior parte della popolazione italiana. Questo è un messaggio naturalmente molto forte e forse anche scontato, ma purtroppo stiamo andando un po' nella direzione opposta. Quindi una richiesta importante è quella di smettere con questa criminalizzazione dell'imprenditoria che è stata fatta fino ad oggi. Siamo in una situazione di emergenza ed è bene che quelli che sono imprenditori, che quando si parla del rischio di impresa si parla proprio di questo, in questo momento stiamo rischiando, ma non stiamo rischiando come imprenditori, perché la maggior parte degli imprenditori stanno addirittura aiutando i propri dipendenti laddove le casse integrazioni non vengono anticipate ancora dallo Stato, che succederà, ma intanto lo stanno compensando gli imprenditori. Quindi l'imprenditore, che è il dante causa dell'occupazione, va aiutato perché sta rischiando di impresa in proprio, e quando cade un'impresa cadono molti occupati. Questo è un messaggio semplice che dovrebbe passare in modo molto più importante. La prossima settimana riapre la ristorazione. E attenzione che le misure che vengono adottate oggi per la ristorazione e l'alberghiero impongono indirettamente alla maggior parte degli operatori di non poter riaprire. Allora, io non so se abbiamo già il collegamento da Venezia, perché manca credo 1 o 2 minuti. Eccolo qua, lo vediamo, la sala stampa della Protezione Civile a Marghera, dove tra poco interverrà il governatore Luca Zaia con ancora gli ultimi test da parte dei colleghi, quindi sta davvero per cominciare. Ma un ultimo flash, Presidente, lo vorrei chiedere a lei, anche il fronte dell'export, per il quale noi siamo i campioni e che forse non abbiamo preservato nella prima parte. Adesso si è capito, insomma, che quello ci avrebbe garantito una tenuta maggiore. Su questo diciamo qualcosa di più? Guardi, stante sempre che bisogna rispettare le regole della curva epidemiologica, certo. Naturalmente di questi numeri che vengono prima di tutto, perché la salute viene prima di tutto, salta all'occhio sicuramente che la maggior parte dei paesi che hanno chiuso dopo di noi oggi stanno già riaprendo con delle situazioni di numeri epidemiologici che non stanno andando tanto diversamente dai nostri, quindi è una situazione un po' strana, si stanno prendendo dei rischi maggiori probabilmente. Io mi chiedo, probabilmente bisognerebbe affidarci più al buon senso delle parole, mettere delle regole più ferree, ma in un'ottica di rilancio. Attenzione che poi la nostra economia, torno un attimo indietro, chiedo scusa, ma ha bisogno di delle manovre di rilancio importante, per cui a parte il fondo perduto ci sono tante situazioni come quella naturalmente di un secondo piano, di un nuovo piano casa, piuttosto che delle defiscalizzazioni, che qualcosa che abbia un moltiplicatore, che sacrifica oggi lo Stato ma che farà ripartire l'economia. Queste sono delle manovre che ancora non vediamo, per cui non c'è una lungimiranza in questo momento. Capisco che siamo impegnati a gestire il quotidiano, ma dobbiamo cominciare a mettere i primi mattoni per far ripartire e mettere un boost all'economia, così come stanno facendo all'estero. Presidente, in un titolo lei è stato molto chiaro, cioè riaprono, ma non è la fine dell'emergenza, è l'inizio dell'emergenza. Quindi questo già ci spiega... Per noi imprenditori è l'inizio dell'emergenza. Questo ci spiega davvero tutto. E quindi quando vedremo questi effetti? L'anno prossimo? Fra qualche mese? Lo vedremo...
Ma guardi, ci sono tante attività che sappiamo benissimo che prima del Covid stavamo parlando di situazioni di emergenza che portavano tanti imprenditori a chiudere, per cui stavamo già guardando il burrone. C'è una fascia di imprenditori che già oggi non potrà riaprire, lo vedremo entro un paio di mesi sicuramente. Entro un paio di mesi. Va bene, grazie al Presidente Matteo Zoppas, grazie davvero per essere stato con noi, buona giornata. Allora, credo si stia per accomodare il governatore Luca Zaia, mancano pochi secondi. Io volevo, come promesso, farvi vedere quel servizio che riguarda appunto le vacanze, anche perché il 20%, secondo una statistica di Confcommercio, questo studio, solo il 20% andrà in vacanza, ci sono 120 miliardi in meno del comparto che potrebbero girare e 420.000 posti di lavoro in meno se appunto continuerà così, in questo studio della Confcommercio che cito appunto ancora una volta. Vediamo questo servizio, pronto a interromperlo se comincia la conferenza stampa. Nonostante tutto, lei sta comunque pensando magari di poter andare in ferie più avanti, ovviamente, o no? No, assolutamente no. Ma non ci andrei comunque, non è questo che me lo impedisce. Beh sì, mi piacerebbe, tenuto conto magari dell'aspetto economico e anche di altre situazioni da valutare. In onda, ecco, si è accomodato il governatore Luca Zaia, al suo fianco come sempre, a destra del teleschermo, Giampaolo Bottaccino, assessore alla protezione civile, a sinistra l'assessore alla sanità Monera Lanzarin e dietro di loro Chiara per la lingua dei segni. Comincia la conferenza stampa, vediamo. Siamo pronti? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora inizierei velocemente, intanto un saluto a tutti ovviamente. E un saluto anche a coloro che sono collegati da casa. Inizierei col bollettino, poi due informazioni rispetto all'apertura e dopo ci saranno le domande e poi l'assessore Donanzan anche per una comunicazione rispetto alla cassa integrazione. Ieri sera peraltro c'è stato anche, io ho avuto una videoconferenza verso le... Accomodatevi, prego, entrate. Verso le 19 con i ministri Catalfo e Boccia proprio per parlare della cassa integrazione. Allora, per il bollettino i tamponi sono 463.693, sono sempre circa 9.000 in più di ieri. Prego, accomodatevi, buongiorno. Le persone in isolamento sono 4.512, sono 200 in meno rispetto a ieri. Vedete che sostanzialmente 200-300 al giorno se ne escono dall'isolamento. Il numero dei positivi è 18.813, sono 31 in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 714, meno 45 rispetto a ieri, dei quali 3,64 sono ancora positivi e 2,81 si sono negativizzati. Le terapie intensive oggi ci danno ancora un calo, siamo a 69, meno 2 rispetto a ieri, sostanzialmente 30 positivi e 39 negativi. I dimessi sono 3.077 più 44. I morti 1.281, in totale sono 1.712. Comunque i morti rispetto a ieri sono più 9. 1.712 totale, 1.281 i morti in ospedale, più 9 morti. I nati sono 86. Come vedete, guardate, Maria, oggi evito di parlarvi di versamenti e mi scuso anche con i tanti bimbi che mandano materiale che volevo ringraziare, che casomai facciamo vedere domani. E i ragionamenti sono presto detti, noi stiamo calando come dati, quindi stiamo parlando di terapie intensive, ricoveri e aumento di dimissioni dal 10 di aprile, di fatto dall'autorizzazione dei codici Ateco, come vi dico sempre. Quello è stata la giornata nella quale abbiamo iniziato ad aprire, cioè siamo usciti dal lockdown.
Dal 10 aprile ad oggi che giorno è? Dal 10 aprile ad oggi sono esattamente più di un mese, sono 33 giorni, nei quali abbiamo tutti i dati, forse penso tranne un giorno, c'è stato un +1 in una terapia intensiva un giorno, forse 3 o 4 giorni fa, abbiamo tutti i dati negativi, cioè positivi, nel senso che c'è calo, quindi c'è calo delle curve per i ricoverati, per le terapie intensive, e c'è l'ottimo dato anche delle uscite, fra l'altro, dell'isolamento, perché vedete che ormai in isolamento abbiamo poco più di 4.000 persone e ogni giorno vi porto un bollettino che c'ha -300, -200, oggi è -200 di casi in isolamento. Se avete notato, oggi avete un altro dato importante, che tra i positivi, tra i 18.000 casi positivi avuti durante l'emergenza coronavirus, oggi abbiamo un +31, che sono esattamente il parallelo che vi dico di fare ogni giorno: 10.000 tamponi, 31 casi positivi. Questo sostanzialmente è un dato che si ripete mediamente tutti i giorni e ci dà anche un'incidenza di quello che sono poi le positività. E ovviamente con tutti questi dati resta il grosso problema di affrontare l'apertura. Noi manteniamo la preoccupazione ed è giusto che il Presidente della Regione ricordi ai cittadini, e tutti noi veneti dobbiamo ricordare, che la partita dell'apertura di lunedì è una partita ancora più importante di quella del lunedì 4 maggio. Il 4 maggio abbiamo dato l'apertura per le attività, molte attività, e per il Veneto ha significato circa 1.200.000 cittadini che hanno iniziato a uscire di casa per andare a lavorare. Dal 18 di fatto restano residuali le attività che, per tutta una serie magari di congiunture astali negative, magari non potranno essere al pieno del loro ritmo lavorativo. Noi intendiamo aprire, e ne abbiamo parlato anche ieri sera a margine, intendiamo, qualora ci venga data la possibilità, e l'intesa è questa, cioè che il governo delega la regione, noi intendiamo aprire bar, ristoranti, spiagge, attività commerciali, attività di servizi alla persona e centri sportivi, palestre e piscine. Ovvio che l'impegno è un impegno importante, è un impegno che ci prendiamo noi nella scelta, perché comunque l'ordinanza porterà la mia firma e lo faccio come un atto di responsabilità, sapendo che i veneti sono responsabili. Parlo dei veneti che saranno clienti di queste attività, ma parlo anche dei veneti che saranno erogatori di servizi, il parrucchiere, il negozio di abbigliamento, piuttosto che la palestra, la piscina e quello che vi viene in mente. Io penso una cosa, che noi sappiamo che dovremmo applicare delle linee guida. Vi porto il pensiero di parecchi miei colleghi governatori. Io sto facendo una battaglia civile, serena, perché non siano applicate le linee guida dell'INAIL. E mi spiego: siano applicate in mancanza di alternative, ma siccome la Regione del Veneto, come altre regioni, hanno già le loro linee guida emesse dal servizio dal Dipartimento della Prevenzione, pensiamo sia più corretto dire alle regioni: applicate le linee guida INAIL se non ci sono i vostri dipartimenti della prevenzione che hanno provveduto. Allora è apprezzabile lo sforzo che ha fatto l'INAIL, però per alcune attività diventa imbarazzante. Capite che se dobbiamo garantire 4 metri quadrati ad ogni avventore di ristorante, finisce, e il distanziamento dei tavoli, finisce che i ristoratori mi dicono: se applico la lettera a quello che c'è scritto non apro più. Poi è vero che ci sono spesso dei verbi ricorrenti che sono tipo possono, ci sono dei condizionali, però capite che noi dobbiamo fare in modo che ci siano regole semplici, chiare e che mettano in condizione tutti di lavorare. Un esempio eclatante è quello delle spiagge. È ovvio che il Veneto sulle spiagge avrebbe sommessamente e modestamente qualcosa da dire. Noi siamo la regione più turistica d'Italia, facciamo
un fatturato di 18 miliardi di euro, nelle spiagge ne facciamo almeno 9 di questi miliardi di euro, 9 miliardi di euro, facciamo con le spiagge del Veneto 32 milioni di presenze turistiche e voi capite che per noi la spiaggia è una questione di vita o di morte dell'economia a questo punto. Parlo della spiaggia solo per fare un esempio, distanziamento tra gli ombrelloni, quando arriva a 5 metri da ombrellone a ombrellone voi capite che ci possiamo fare entrare anche un camion rimorchio tra le fila per andare a fare altre lavorazioni e se poi pensate al tema del distanziamento sociale e quant'altro si capisce anche che c'è una forma di sperequazione, no? Cioè tu permetti che ci siano alcune attività dove ci siano centinaia di lavoratori che possono giustamente in virtù degli accordi fatti andare a lavorare e sotto l'ombrellone sembra che sia il Vietnam del virus. Vi dico anche che, voi non so se lo sapete, che l'accordo del 13 aprile nel quale le parti sociali, il mondo datoriale hanno fatto il famoso accordo per i posti, per la sicurezza sui posti di lavoro, addirittura si prevede che sopra il metro di distanza tra i lavoratori si può lavorare senza mascherina. Allora voi capite che io penso che sia minimo prendere e dire che le indicazioni devono essere quelle del distanziamento sociale del metro, che devono essere quelle che se vai magari al bar della spiaggia dove magari c'è il rischio di trovare qualche persona che magari ti passa un po' più vicino al metro, ci vai con la mascherina, è finita lì. Il bar avrà la sua gestione che cercherà un po' di contingentare, evitare che si accumulino persone davanti al banco, magari conoscendo i nostri, i chioschi magari si organizzeranno magari in alcuni bagni anche magari col servizio sotto l'ombrellone, insomma ci si organizza, però dico bisogna mettere in condizioni i nostri operatori di lavorare. Allora da qui a lunedì, perché vi dico questo? Stiamo lavorando affinché le linee guida INAIL, che sono frutto del lavoro di gente che ci ha lavorato e rispettiamo, siano semplicemente, spero, diventino l'alternativa da applicare nelle condizioni in cui la Regione non ha le sue linee guida, ma se una Regione ha le sue linee guida, che sono non scritte dal Presidente prima andare a letto la sera, ma sono scritte dal Dipartimento della Prevenzione, della Sanità Pubblica del Veneto, ecco, se sono quelle linee guida lì, allora noi chiediamo che si applichino queste. E guardate, la situazione è una situazione assolutamente affrontabile, ma con buon senso. C'è una linea di pensiero che dice portiamo avanti le linee guida fino al 1° di giugno, dopodiché passiamo alle regioni. Sarebbe un suicidio, vuol dire non aprire nulla fino al 1° giugno. Allora, non bisogna prendere sotto gamba la partita del virus, non bisogna pensare che sia finita la partita dei contagi, però è altrettanto vero che in sicurezza possiamo aprire. Ovvio che poi ci vuole l'aiuto di tutti, perché la prima cura contro il coronavirus siamo noi con i nostri comportamenti. Cioè, dal lunedì 18 c'è ragione di arrabbiarsi ancora di più se vedi qualcuno senza mascherina o se vedi qualcuno che porta in maniera simbolica la mascherina come una sciarpa appesa al collo, perché dal lunedì 18 ci giochiamo il nostro futuro e questi eventi lo debbono sapere. Che poi, come accade sempre in questo paese, che poi se arriva la reinfezione, ma io l'avevo detto, bisognava aspettare, ma io sapevo. Se qualcuno ha qualcosa da dire lo dica ora o mai più, almeno non cambierà il corso della storia, ma almeno sappiamo i nomi e cognomi. Guardate, la crisi morde, il Veneto sta perdendo e ha già perso 50.000 posti di lavoro. Abbiamo qui una rappresentanza del signore che giustamente sono qui per la cassa integrazione e poi parleremo anche di questa. Però la vera preoccupazione è che 50.000 posti di lavoro non è che li riusciamo a ricostruirli dopo qualche ora. E di questi 35.000 vengono dal turismo, dal mondo dell'ospitalità in generale. Poi resta anche imbarazzante leggere che Austria e Germania aprono i corridoi e che la Croazia gli aspetta a braccia aperte. Io mi domando il Ministero degli Esteri in Italia cosa sta facendo. Me lo chiedo semplicemente perché è da 15 giorni che assistiamo a queste notizie e c'è assoluta necessità di provvedere. Lo dico visto e considerato che il ministro Di Maio si è preoccupato di dire ai 420 che se non c'è la cassa integrazione in Italia
è per colpa delle regioni. Noi siamo la regione più virtuosa. Sfido chiunque a alzare un dito e dire che abbiamo ancora una pratica da presentare, che non abbiamo fatto. Poi l'assessore Donazzan, che è molto più precisa e più brava di me su questo argomento, ve ne parlerà, che abbiamo ancora da fare accordi con le banche o altre robe del genere. Io non accuso nessuno, mi avete mai sentito accusare il governo? Mai. E non lo faccio neanche ora. Però responsabilità e leale collaborazione tra le istituzioni prevede che non si vada a inquietare i cittadini facendo credere che è colpa delle regioni. Prova ne sia che abbiamo chiesto a questo punto, e ieri sera si è fatta la riunione, di fare in modo che da ora in poi, in futuro, il cittadino acceda direttamente al portale INPS, spero funzioni. L'INPS qui in Veneto ha funzionato bene, che ci sia modo di dare ai cittadini di avere direttamente il collegamento diretto in maniera tale che non ci siano più discorsi e contestazioni. Però che sia chiaro, noi vogliamo andare al vedo su questa storia della cassa integrazione, nel massimo rispetto, non nel tempo delle polemiche, ma dall'altra parte ci sono centinaia di migliaia di lavoratori veneti che giustamente sono a casa senza stipendio e vorrebbero capire come mai non gli arriva lo stipendio, cioè è una roba normale e umana. Quindi io prima di passare la parola all'assessore Donazzan, che poi vi dà uno spaccato e le cedo anche il posto, sarei disponibile per le domande, così poi io chiudo. Allora abbiamo come sempre da sinistra verso destra, giro di giornata. Mai una volta che vai da destra a sinistra. Da destra a sinistra. Neanche con me presente. Da destra a sinistra. Quindi Filippo, Milda. C'è persino Emiliano che si è messo la mascherina tricolore. Allora, due domande a nome dell'estrema sinistra. Ecco. Gli operatori, io non vedo nulla, ragazzi, se mi state seduti mi fate una cortesia. Scusa. Se prego. Posso andare? Ciao. Allora, dunque, per quanto riguarda le linee guida, no? Le domande sono due. Uno, c'è un consenso di massima da parte del governo a che il Veneto adotti le linee guida elaborate dal Dipartimento di Prevenzione della Sanità? Due, nell'incontro odierno in programma tra l'assessore Lanzarin e le parti saranno illustrate le linee guida INAIL o le linee guida del Dipartimento della Sanità? E su questo punto, magari Presidente, ti chiederei, mi rendo conto che non si può entrare nel dettaglio capitolo per capitolo, ma insomma di farci comprendere qual è la differenza sostanziale nell'impostazione tra queste due linee guida. Grazie. Ma guardate, allora, innanzitutto ne ho parlato col Presidente del Consiglio l'altra sera, alla presenza del Ministro Boccia e del Ministro Speranza, dicendo che noi non vogliamo essere assolutamente gli irresponsabili della comitiva. Io andavo in gita scolastica e mi sedevo sempre dietro. Una volta abbiamo buttato anche al finestrone del pullman in un autogrill, però non importa. Però insomma abbiamo imparato la buona educazione, nel senso che siamo responsabili. Però io ho detto al Presidente del Consiglio, guardi con attenzione Presidente le linee guida dell'INAIL, perché le posso garantire che in alcuni casi sono inapplicabili. Guardate, siccome siamo ancora nell'ambito della possibilità di modificare senza ansia tutto quello che c'è, non si dica che poi non è stato detto, come l'ho detto per le mascherine per 2 mesi. Cioè, se noi arriviamo lunedì con queste linee guida, non si... Allora, tu mi dici qual è la disponibilità? Sicuramente hanno detto che ci volevano ragionarsi, oggettivamente hanno detto che non aveva ancora visto alcuni dossier, perché ad esempio quello del turismo non ce l'aveva ancora. Per quanto riguarda noi siamo pronti, l'assessore oggi intanto vuole confrontarsi sulle linee guida INAIL, visto considerato che sono quelle ufficiali oggi. Ad oggi, se dovessimo aprire in questo istante, noi siamo obbligati ad applicare le linee guida INAIL. E dall'altro ovviamente l'assessore darà comunicazione, ma i nostri operatori lo sanno, che noi abbiamo in queste settimane redatto e preparato le linee guida come servizio di dipartimento. Per dire, la spiaggia per noi è un 3x2, 3 metri tra le file, 2 metri, cioè distanziamenti sostenibili. Sulla fila, spiega Paolo, che ti taglia a seguire tutto il discorso. Un distanziamento a partire, un distanziamento tra ombrelloni,
l'INAIL dice 5 metri per 4 metri, adesso non ricordo, però ovviamente noi diciamo molto più ridotta, nel senso che pensiamo che con 4 metri o anche 3 metri tra fila e tra ombrellone sia assolutamente preparabile. Sì, comunque, come si vede, l'ABC però costruendola assieme ai nostri operatori, adesso noi abbiamo, costruendolo con i nostri operatori che sono già stati consultati, ha fatto tutto un lavoro di cucitura l'assessore Caner su questo, per cui abbiamo già, fra l'altro siamo in linea con l'Emilia Romagna che ha modalità sostanzialmente simili perché ha caratteristiche simili, con il Friuli Venezia Giulia, cioè questa è la nostra visione. Noi non abbiamo spiagge di sasso dove c'è poco spazio, cioè abbiamo ovviamente sabbia e quindi condividiamo la sfida. Mila Brioni, TGR Veneto. Non so, Ciao Mila. credo. Sì, ho risposto. A tutto? Sì. Allora, non c'è un braccio di ferro col governo, ma chi deciderà se passerà la linea che propone lei, che è quella di dire prendete le nostre linee guida che sono più sostenibili rispetto a quelle dell'INAIL? Chi decide in quanto tempo? Che il 18 è fra poco. Ma guarda, è semplicissimo, qui ci vuole intanto un atto giuridico, nel senso che ci dovrà essere un DPCM. Comunque il governo farà un DPCM, perché il 18 gli scade un sacco di robe e dovrà dire cosa si farà dal 18 in poi. In quel DPCM, da quello che si è concordato, ci sarà scritto che ci sarà un'apertura di minima e dopodiché tutto quello che sarà in aggiunta, quindi di ulteriori aperture tipo, che so, i bar, i ristoranti o altre robe, saranno a discrezione delle regioni sulla base di un piano e degli indicatori sanitari. In quel DPCM ci sarà inevitabilmente menzione dell'applicazione delle linee guida. A quel punto in quel DPCM delle due l'una, o si scrive che si applicano quelle dell'INAIL o si scrive che si applicano in prima istanza quelle della regione, ove non vi siano, secondo me, quelle dell'INAIL. Quindi almeno si premiano i virtuosi che se ne sono fatte le linee guida. Però questo va a scadenza del vecchio DPCM, sì. Tradotto ma penso 24 ore, cioè un giorno e mezzo, 2 al massimo, loro devono fare il DPCM. Qualora passasse nel futuro DPCM le linee che sono quelle dell'INAIL, quindi più restrittive, mettiamola così. Allora, 18, ti spiego. Dovremmo capire quale sarà la formulazione giuridica, perché siccome le linee guida faranno poi base giuridica, pensate al tema degli infortuni sul lavoro, il grande tema che adesso c'è sul discorso, sono 29.000 cause per contagi sul lavoro a livello nazionale già presentate, allora voi capite che è fondamentale capire bene quale sarà il passaggio, perché se il DPCM lascia spazio a linee guida regionali, allora noi siamo pronti. Se il DPM dice INAIL e non Plus Ultra è la devastazione, perché non si parte così. Quindi questo non te lo so ancora dire, stiamo trattando. Ma mentre il DPCM tecnicamente è il rinnovo di quello in scadenza? No, scade quello del 18, quindi bisogna farne uno. Il 18 scade. Il 18 scade. Se non lo rinnova? Cioè se non rinnova si apre tutto senza linee guida, senza niente, perché scade e quindi sostanzialmente dice, boh, è finita l'emergenza, fra virgolette. Tutto, si apre tutto. Cioè se non si rinnova a quel punto è tutto libero. Ed è legato anche a un'attesa da agenda, il famoso algoritmo che dice... Sì, è sempre legato a quello. E quello quando è? Il giorno G? Il punto... Ma guarda, noi adesso abbiamo, considera che abbiamo una serie di indicatori, l'R0, abbiamo il discorso dei ricontagi, tutte queste robe qua. Noi adesso siamo assolutamente in linea con gli indicatori, per cui per noi non è un problema come Veneto, questo assolutamente. Noi abbiamo un R0 di 0,53, assolutamente. Considera che ormai abbiamo un tasso di contagi sui tamponi del 3 per 1000, cioè è bassissimo, per cui quindi per spiegarle ai cittadini, da un lato avremo le linee guida da applicare, sono un ristoratore, distanza tra i tavoli, l'igienizzante eccetera, dall'altro abbiamo le coordinate dell'Istituto Superiore della Sanità che ci fanno da driver
e quindi da elemento di controllo rispetto agli indicatori sanitari. Se ci scoppia un focolaio c'è un warning, c'è una sirena che si accende e dice fermi tutti che non va più bene. Non ha paura che l'attesa del governo per la firma di questo nuovo DPCM sia legato al fatto che le regioni non hanno lo stesso tasso di contagio, mentre sta andando bene in Veneto e la Lombardia? Ma sarà un ambito sartoriale, questo è già stato deciso. Prova sia che il governo farà un DPCM basic, no? Di base, che dice, non so, parliamo per assurdo, il governo potrebbe dire da lunedì per il mio DPCM come governo italiano si aprono solo i bar, faccio un esempio stupido. Do facoltà alle regioni, in base ai loro dati, eccetera, di predisporre un piano di ulteriori aperture che possono essere i ristoranti, le parrucchiere, eccetera. Questo è quello che accadrà. Dopo non vi so dire quale sarà la base per il governo. Di certo noi la base, se non è tutto, chiederemo di aprire il resto. Sì, certo. Sì, però è obbligatorio perché è un atto giuridico, quindi io lo posso aprire, quello che non apre il governo, per far sintesi, solo con un'ordinanza. Quindi nella scrittura dell'ordinanza è bloccata in questo momento perché non dobbiamo attendere il DPCM. Cioè noi, a dire la verità, ce l'abbiamo scritta con tutto, mette un male di notte e siamo pronti, però è come la banca del plasma, la stessa roba, però bisogna attendere il DPCM. Allora, il collega Bonet. Ciao Marco. Buongiorno. 3 domande rapidissime. Allora, una, volevo chiarire un po' meglio questa roadmap tra DPCM e ordinanza regionale, cioè in quanto tempo il governo deciderà se applicare a tutte le linee INAIL o lasciare spazio alle regioni, quindi nel caso in cui vi desse il via libera, voi il 18 siete pronti con le linee guida regionali? Se mi chiarisce un po' pronti oggi. Seconda domanda, a contrario, lunedì riapre a questo punto quasi tutto, che cosa invece resta chiuso? Non te lo so dire, nel senso che per noi bisogna affrontare tutto. Ci sono dei limiti rispetto ai grandi assembramenti, e questo è inconfutabile, no? È innegabile, che sono rappresentati dalle grandi manifestazioni, i concerti, e le partite di calcio, i grandi eventi, sui quali immagino che lì ci sia ancora un veto, spero che duri poco, non per irresponsabilità. Lì vedremo cosa dice il DPCM anche rispetto alle sale da ballo. Certo è che il mondo delle grandi aggregazioni, ci va dentro anche le sale da ballo, purtroppo rischia di slittare un po' più in là, ma questo dipende dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e soprattutto dall'ultima relazione che arriverà da parte del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. Voi nelle linee guida regionali comunque prevedete che queste attività restino chiuse anche voi o ci sarebbe un allentamento? No, noi facciamo le linee guida per tutti. Certo è che il tema dei grandi eventi è un problema concreto, cioè che linea guida fai per un campionato di calcio piuttosto che un mega concerto o una fiera. E lì diventa un problema, per cui lì immagino che ci dovrà essere comunque un approfondimento. Se è possibile magari dare qualche altro esempio oltre agli ombrelloni, si è parlato molto del distanziamento dei tavoli. Sì, niente plexiglass, niente separé, cioè vi dico qual è la nostra visione. La nostra visione è un tavolo distante 2 metri da tavolo a tavolo, gel igienizzante al tavolo, guanti e mascherina per i lavoratori, quindi i camerieri e la gestione, e mascherina si indossa per andare al bagno se qualcuno deve spostarsi. Punto, fine. Misura la temperatura all'ingresso abbiamo previsto, ma niente, c'è niente di ingestibile. Cioè noi la vediamo così e ha un supporto perché comunque chi la scrive c'è il medico e si occupa di queste cose qui. Alda Banzan, poi Emiliano. Buongiorno Presidente, buongiorno, non è chiaro, grazie, non mi è chiaro, cioè nel caso in cui rimanessero le linee guida INAIL, lei fa l'ordinanza per riaprire comunque o no? Sì, a prescindere, cioè la linea guida è semplicemente il pacchetto agganciato alle diverse attività da aprire, dopodiché noi comunque apriamo, però qual è il tema? Che con quelle linee guida si rischia di far finta di aprire per alcune attività. Però guarda, io sono fiducioso, Alda, cioè da qui
Allora, in teoria il governo potrebbe fare il suo DPCM alle ore 23:59 di domenica, in teoria, non è la prima volta. Però, insomma, dai discorsi che stiamo facendo penso che abbiamo ancora qualche giorno e si riesca a chiudere prima tutta questa partita. Verosimilmente secondo me si chiuderà venerdì. Oggi che giorno è? Ci sta. Perché ho visto che le linee guida INAIL ormai sono completate, 2 sere fa non c'erano tutte. Alla? Sei via. Buongiorno. Ciao. Turismo. Pensando al Garda, con la conformazione delle spiaggette, dei ristoranti e di tutto ciò che è l'indotto dalla Germania, dall'Olanda, io penso che con queste linee guida chiuderà il Garda, morirà, perché non hanno la costa e già forse a Caorle già diventerebbe difficile lo spazio e tutto il resto. Guarda, ho parlato anche stamattina con albergatori, con gestori di bagni, di spiagge, cioè è una tragedia. Ma stiamo colpendo l'industria più fiorente che abbiamo, cioè il turismo. Vi ricordo che la prima industria in Veneto è il turismo, senza nulla togliere agli altri, ma noi abbiamo 18 miliardi di fatturato, come vi ho detto prima, metà di questi nelle spiagge. Bisogna risolvere anche questo problema. Senza far colpe a nessuno, guardate, io voglio sottolineare, senza far colpe a nessuno. Siamo davanti a una tragedia che è senza il libretto delle istruzioni, per cui ogni giorno c'è qualcosa da aggiustare, da inventare. Però è importante di avere anche un minimo di buonsenso, da accettare che ci possano essere anche dei cambi di percorso, no? in questo viaggio che stiamo facendo. In realtà particolari, vi ripeto, il Garda non è di certo Jesolo, cioè lei sì, conosce bene il territorio, quindi sa com'è la conformazione di quei posti turistici. Non hanno gli spazi di Jesolo, come fanno? Ma è esattamente quello che diciamo noi, la base deve essere il distanziamento sociale di 1 metro, igiene, mascherina, fine. Grazie Presidente. Antonella Peggioli. Buongiorno Presidente, Ciao. torno sulla questione degli spostamenti da regione a regione che il governo pare dal 1 giugno, non prima. Voi in qualche modo potete intervenire con un'ordinanza Sì, anticipare? ci stiamo lavorando. E questa ordinanza, qualora nel DPCM prevedesse le linee guida INAIL della regione, potrebbe essere impugnata oppure c'è margine? Allora, fare l'ordinanza con le linee guida della regione contro legge è pericolosissimo, perché c'è tutto il tema degli infortuni sul lavoro. Cioè, quindi ci andiamo ad intestare una montagna di cause che ci verrebbero di fatto girate d'ufficio. Perché a quel punto, non avendo detto noi ai nostri operatori di non rispettare le linee guida ufficiali, vuol dire che ci chiamiamo fuori dall'alveo della legalità. È inutile, correre butto onde l'ostacolo, però cerco sempre dopo di riprendermelo e portarmelo a casa, perché se lo perdo dopo non vivo più. E mettiamo nei guai gli operatori. L'altro giorno diceva che il governo era abbastanza disponibile a concedere l'autonomia gestionale alle singole regioni. Ma io penso di sì, guardate che comunque ci siamo, nel senso, nel momento in cui il governo si esprime e dice facciamo un DPCM di base, poi lasciamo alle singole regioni intervenire, di fatto, io l'ho detto anche al Presidente del Consiglio, di fatto è un'edizione dell'autonomia differenziata, no? È una nuova interpretazione, non c'è scritto in caso di Covid si farà così nella Costituzione, però di fatto alla fine bisognerà fare così, perché è variegata la situazione, è molto eterogenea da nord a sud dal punto di vista epidemiologico, per cui non puoi fare un DPCM per tutti. Prego. Rete Veneta, Antena 3. Sì, buongiorno Presidente, anch'io ho circa 3 Prego. domande. Allora, prima mi riallaccio subito alla domanda della collega Prigioni. Potrebbe succedere che alcune regioni si blindino perché in quel caso che cosa succede? Se tipo uno deve andare da nord a sud e in mezzo ci sono 2 regioni blindate, come potrebbe funzionare? Perché queste questioni poi non transita, nel senso che ad esempio la Campania chiede di chiudere, l'ha chiesto anche nell'ultima riunione di chiudere. Rientra nelle prerogative dell'autorità di protezione civile del soggetto attuatore, cioè del governatore, decidere in caso di pericolo di chiedere anche di chiudere i confini. Noi non chiudiamo. Ok, e poi sempre per le realtà turistiche, insomma, più piccole che fanno fatica a ripartire, c'è stata una dichiarazione abbastanza forte di Arrigo Cipriani, che è il titolare dell'Harris Bar, che si è detto molto deluso, rammaricato. Lui dice
Io dal 18, anche se ho l'autorizzazione ad aprire, con queste premesse non lo faccio perché tanto non avrebbe alcun senso. Ha ragione, pensate che il distanziamento sociale all'Arisbar, e saluto Arrigo Cipriani che è 10 pagine di storia dell'identità del Veneto, è impossibile. Cioè, allora lasciano a noi a fare gli abiti sartoriali, il governo ci dia la stoffa, ci arrangiamo noi a fare l'abito su misura, perché poi l'Italia è bella perché ha tutti i 1000 campanili, quanti sono? E ogni territorio ha le sue particolarità, per cui è giusto che ognuno faccia su misura questo abito. Ha ragione, è da vendere Arrigo Cipriani, ma ha ragione anche su altre robe che ha detto rispetto a questa emergenza. Ecco, poi l'ultima domanda, che mi parte da un caso particolare, però in realtà ne rappresenta tantissimi che ci stanno segnalando, ci stanno arrivando. Si tratta di un uomo di Treviso che tra l'altro è diventato papà durante la pandemia. Lui non è riuscito a pagare l'affitto del negozio, adesso dopo 3 mesi gli è arrivata la lettera di sfratto, nonostante lui avesse chiesto al proprietario di venirgli incontro, di aiutarlo, però la lettera gli è arrivata, quindi lui adesso si trova praticamente con lo sfratto e non può fronteggiare. E come lui ce ne sono tanti. È una situazione particolare in merito alla quale ovviamente non intervengo perché non so quale sia lo stato dell'arte e poi anche dei rapporti tra l'affittuario e il padrone di casa, perché poi bisognerebbe mettersi lì seduti e capire bene come sia tutta questa storia. C'è un dato di fatto che molti sono in difficoltà, immagino anche questo signore, rispetto al fatto che il coronavirus non porta soldi in cassa e la cassa sembra bisogno di soldi per pagare le bollette, gli affitti o quant'altro. Qualcuno mi ha detto che c'è anche nel decreto il riconoscimento degli affitti, no? Sì, però per un mese solo. Adesso c'è questo Cura Italia, speriamo che la curi bene. Dovete che vi dica. Allora io faccio un giro come sempre dei giornali, delle agenzie, poi rifacciamo un terzo giro in sala. Francesco Dalmas, Asca News, parla della situazione economica delle aziende. Ci sono industrie tipo l'Electrolux che stanno ricevendo numeri inattesi di commesse. Presidente, lei ha la sensazione che i mercati possano riservare sorprese in positivo e che quindi si possa recuperare più rapidamente di quanto possa apparire ora il gap accumulato? Ma guardate, io ve l'ho già detto, io spero vivamente, e ci sono anche dei case history a livello internazionale, che questa recessione che stiamo vivendo sia a V e non a U. A U vuol dire che la recessione va giù, cioè hai il botto del calo del PIL, poi te lo trascini sta negatività per giorni, mesi, anni e poi torna su, perché inevitabilmente poi si torna su. Questa è a U. La parte bassa dura un sacco di tempo. A V in economia si studia, va giù veloce e torna su velocemente, cioè lo spazio di gestione della fase negativa è più limitato. Io penso che il mondo tornerà a partire, è ovvio che bisogna fare in modo che parta velocemente, perché se ammazziamo imprese prima che ci sia la ripresa totale, finisce che non partiamo più perché non abbiamo più le imprese poi. Se vi ricordo, lo dico in un paese nel quale quando si parla sembra sempre che la cosa pubblica sia un problema degli altri. Vi ricordo che le tasse che pagano i cittadini, lo ricordo me stesso, e quando si studia macroeconomia è la prima lezione. Cioè il cittadino paga le tasse per avere i servizi. Quindi se non c'è gettito, scuole, trasporti, sanità, tutto quello che vi viene in mente, va a piombo. Questo è il tema, quindi bisogna ripartire velocemente. Stipendi. Dario Converso di N Cronos chiede complessivamente è soddisfatto oppure no del decreto rilancio dell'economia? Ma io in sincerità non l'ho ancora visto, so che giravano delle bozze, ho visto delle bozze, ma ancora non ho visto la versione finale, lo dico, quindi penso che ci siano cose positive e altre magari che si possono ampliare, si potrebbero ampliare, però oggettivamente non lo commento perché non l'ho ancora visto. Ho visto delle bozze, quindi commentare delle bozze mi sembra assurdo. Una domanda dall'Arena di Verona alla collega Paola Dallicani. I cittadini e i sindaci di Zevio e Isola della Scala si chiedono cosa ne sarà
dei rispettivi ospedali riattivati con l'emergenza. I sindaci hanno abbozzato anche una sorta di proposte per l'utilizzo, per esempio accogliere Covid o più chi abbia situazioni domiciliari o familiari problematiche. Alcune US sono state fatte arrivare alla US 9 Scaligera, per ora senza risposte. Che orientamenti ha la Regione? Ma guardi, diciamolo in generale, noi ne abbiamo riattivati tanti di ospedali. Intanto sono tutti ospedali non a norma. Sono edifici che non hanno la messa a norma sismica, l'antincendio, cioè c'è una valanga di milioni di euro per recuperare tutte queste strutture. Non è che ce le eravamo dimenticati e è venuto qualcuno passando dal bar ha detto guarda che c'è un ospedale da Verso, aprilo. Cioè, noi abbiamo ben chiara tutta la situazione, tanto è vero che in una settimana li abbiamo riaperti tutti, quindi vuol dire che quantomeno avevamo le chiavi delle porte, no? No, perché a volte leggi dei commenti, non mi riferisco a questi signori, e sembra quasi che siano quelli che vivono in piazza del paese che sanno tutto dell'ospedale. Noi sappiamo tutto delle nostre strutture, tanto è vero che in una settimana abbiamo riaperto 6 strutture, 5, 740 posti letto, non c'erano i letti all'interno, vi ricordo, siamo partiti dalle pulizie, quindi grazie a tutti quelli che hanno lavorato. Finisco la risposta. Abbiamo coscienza che ci sono queste strutture, sono dei polmoni che ci servono anche in futuro, però ripeto, qualcuno dice ma riapriamo l'ospedale di qua, l'ospedale di là, evito di dire nomi di località. Sì, voglio ricordarvi che risulta diseconomico, sicuramente magari in alcuni casi ha una vena di romanticismo o di amarcord, ma voglio anche ricordare che a pochi magari chilometri è l'ospedale nuovo che ti hanno fatto, voglio ricordare che abbiamo altre esigenze oggi nella sanità che si è evoluta in maniera paurosa, insomma tutto rientra in un piano. Se questa sanità ha risposto bene al coronavirus un motivo c'è, no? Boh. E pensate che la sanità che voi conoscete oggi fra qualche anno, non fra 5 anni, la disconosceremo tutti e diremo ma c'era un'evoluzione paurosa, cioè il digitale e la telemedicina invaderà i nostri ospedali, dovremmo cambiare tutto, bisogna capire che non è più una questione di avere un ospedaletto di 100 posti letto qua, il problema del letto non c'è neanche più, il problema sono i device, la telemedicina, le cure all'avanguardia, le grandi macchine, i professionisti, questa è la sanità del futuro. Nicolussi Moro, il Corriere del Veneto, pone una domanda posta dall'Unione Ambulanti Veneti. Vorrebbero sapere se gli operatori che hanno il banco sul suolo pubblico potranno riaprire. Ma io spero proprio di sì, stiamo affrontando questo tema. Considerate che ad ora abbiamo solo alimentare, bimbi e fiori e libri. Allora, con non poca fatica. Partendo da destra verso sinistra, chi ha domande? Basta, poi passo la parola alla signora Donazzaghi che parla della cassa integrazione. Allora, per ora c'è solo un prenotato Tosato con una fine di parola, se nel frattempo qualcun altro la mano, se no passiamo la parola a Donazzaghi. Prego. I 4 metri quadrati sono 2 per 2, quindi non 4, sono 2 per 2, quindi riduce un po'. Sì, scusa. Sì, Presidente, un paio di dettagli che non ho capito bene. Il primo riguarda gli spostamenti tra regione e regione. Sì. Ecco, che cosa si prevede? Per esempio, a parte il discorso degli spostamenti nelle zone di confine, che insomma lì c'è stato l'accordo Veneto-Trento, mi pare ci sarà anche quello in programma con il Friuli. Vogliamo portare avanti l'accordo transfrontaliero, definiamolo così, delle aree contermini, quindi province che confinano di regioni diverse. Però dall'altro c'è da dire che la totale mobilità, se non per i motivi che conosciamo, salute, lavoro e motivi inderogabili, tra regione e regione ancora oggi non è possibile e non dipende dalle regioni. Questo è proprio un tema nazionale. Ecco, e sul fronte seconde case? Sul fronte seconde case penso che ci saranno novità nell'ordinanza che faremo per lunedì. Per esempio abbiamo... No, cioè tu devi sapere, Milva, che Ilaria tutti i giorni fa una domanda sulla seconda casa. Finché non ci dici dov'è la seconda casa non facciamo ordinanza. È meglio che non lo sappia. Perché dove ce l'hai la seconda casa?
Devo proprio dirlo. Sì, dicelo che almeno lo capiamo. È molto lontana da qui, non è in regione, Dov'è? in Puglia. Ah, è per questo che chiedevi possibilità di perché il treno per andare in Puglia passa per la campagna, ecco perché. No, quello era un esempio a prescindere. No, vabbè, sulle seconde case penso che si va all'interno del territorio regionale, si va alla liberalizzazione, questa è la nostra visione. Se non ci vuole andare, se è vero che tutti possono circolare, non capiamo per quale motivo la seconda casa sia ancora un tabù. Altro? Milva a posto? Io avevo una domanda per l'assessore Bottacin, ma non so se riguarda un aspetto, riguarda per l'assessore Bottacin il fatidico ospedale da campo del Qatar. C'era un programma, può darsi che ci sia qualche novità. Ve lo lascio il posto a Bottacin, poi passiamo alla donazione. Carlo, mi lascio il posto qui. Vieni qua. Se è a posto io vi saluto. Io ho una videoconferenza. Grazie. Allora, Bottacin e poi l'assessore Donatan. Poi l'assessore Donatan e poi Arrivederci, buongiorno. Buona giornata. La Lantaria magari la sentiamo col comunicato dopo la riunione con le parti sociali. Qual era la domanda? L'ospedale Qatar. Ah, ok. Sì, l'ospedale del Qatar, tutto quello che è arrivato l'abbiamo montato, come vi avevo anticipato mancavano le istruzioni per l'uso perché è la prima volta che lo montiamo, è nuovo e quindi abbiamo predisposto tutte le istruzioni per l'uso. Mancava anche una parte dell'ospedale, nel senso che per esempio gli impianti elettrici non erano a norma e quindi vanno rifatti. Dai contatti che abbiamo avuto con il Qatar, con l'ambasciata, ci hanno detto diteci cosa vi serve e poi noi provvediamo. Quindi noi abbiamo inviato l'elenco di quello che manca per renderlo operativo e siamo in attesa che ci diano una risposta in merito. Ovviamente noi aspettiamo che ci arrivi tutto il materiale. Tutto il materiale vuol dire i 24 posti letto di terapia intensiva, vuol dire 150 posti letto di terapia non intensiva, vuol dire, quindi tenete presente che un posto letto di terapia intensiva costa quasi 70.000 euro, ecco 60, però questi sono quelli con l'isolamento, mi hanno detto che costano un po' di più e quindi siamo in questa fase qua. Nel frattempo abbiamo definito tutte le modalità appunto operative, le istruzioni per l'uso, tutto scritto in 2 lingue. Gli impianti elettrici? Gli impianti... No, abbiamo scritto a loro, abbiamo detto guardate, noi abbiamo anche inviato il progetto perché per esempio per quanto riguarda la pavimentazione so che hanno provveduto a fare un ordine direttamente loro a un'azienda del territorio veneta. Bene, altre domande sul Qatar? Niente, la parola sulla scottante questione delle casse integrazioni all'assessore Donatan. Allora, buongiorno a tutti. E dopo ci sarà una persona di quelle che era qui oggi che abbiamo incontrato fuori. Ti farà una domanda, l'abbiamo ammessa. Sì. Allora, intanto un aggiornamento perché oggi in Consiglio dei Ministri ci sarà una importante novità per quanto riguarda la gestione degli ammortizzatori sociali. Come vi ha informato il Presidente qualche minuto fa, alcuni Presidenti, in particolare il Presidente della Regione del Veneto, quindi il Presidente Zaia, ha sollevato il tema di uno scaricabarile nei confronti della gestione degli ammortizzatori sociali fatto sulle regioni. Tutti i presidenti delle regioni erano già intervenuti addirittura con un ordine del giorno in conferenza dei presidenti per stigmatizzare questo tipo di atteggiamento. Allora, sappiate che il Veneto è la prima regione, dati INPS, per la gestione degli ammortizzatori sociali di cassa integrazione in deroga con 114.000 lavoratori interessati e 33.700 domande. Il 30% dei beneficiari ha avuto il dovuto, quindi una percentuale molto bassa, eppure siamo la prima regione in Italia. Perché? Perché, come mi avete sentito dire più e più volte, è lo strumento sbagliato per gestire una crisi che non è una crisi di mercato, ma è una crisi da pandemia. Quindi
con decretazione che ha chiuso tutte le attività, era del tutto evidente che non sarebbe stato questo lo strumento, non era questo lo strumento utile. I presidenti questo lo hanno detto e hanno proposto, perché questa è la proattività e la collaborazione delle regioni, hanno proposto al governo una soluzione alternativa, ovvero che si semplifichino le procedure, che aziende e lavoratori abbiano un unico interlocutore nell'INPS. In effetti le regioni non hanno competenza di norme, non hanno competenza di bilancio, la cassa integrazione è competenza dello Stato e si fa riferimento alla fiscalità generale, quindi vengono pagate con voce di capitolo da bilancio dello Stato. Vi dico solo velocemente come è stata la procedura fino ad oggi, perché è questo che da subito, almeno io avevo ritenuto fosse sbagliato, avendo anche l'esperienza della cassa integrazione degli anni 2009, 10, 11. L'azienda deve fare domanda sul portale della regione, la regione deve fare una serie di verifiche, poi trasferisce tutto con dati cumulativi all'INPS che ha banche dati che non sono in disponibilità della regione, lì si deve vedere se l'azienda ha titolo o meno di accedere a quell'ammortizzatore che si chiama cassa integrazione in deroga. L'INPS si interfaccia a sua volta con l'impresa deve dare dati personali del lavoratore, singolo lavoratore, compreso l'IBAN del suo conto corrente, e a quel punto lì l'INPS paga direttamente o la banca deve anticipare. Tutta questa cosa ha tempi tecnici che di fatto durano circa 2 mesi. Le procedure le ha scelte la Regione del Veneto? No, nemmeno le regioni italiane, non c'è stato un momento di confronto. Siamo competenti in materia? No. Siamo competenti nel pagamento? No. Per tutte queste questioni, condizioni oggettive, abbiamo detto evitate la lungaggine e quindi i presidenti hanno proposto al governo una soluzione che sia quella di interfacciarsi direttamente con l'INPS che ha competenza di norma e competenza di cassa. Nel decreto legge in discussione in questi minuti, quindi voi avete questa anticipazione, la soluzione dovrebbe essere esattamente questa. Domande? Volevo capire bene io, perché io sapevo che la cassa integra, ma sicuramente sbaglio, i fondi li metteva la regione? No. I fondi nella anche della cassa integra? Nella scorsa stagione, Marco, viene utilizzato un sistema misto con fondi europei insieme ai fondi nazionali e i lavoratori sospesi dovevano così obbligatoriamente fare un certo numero di ore di formazione per poter avere anche la parte di indennità. Ma la regione fa solo, per competenza dello Stato, politiche attive non passive. Quindi è solo fiscalità generale, bilancio dello Stato. Non a caso i fondi che sono stati assegnati alla Regione del Veneto, circa 300 milioni, scusate, sono legati alla disponibilità di un riparto da decreto nazionale. Cioè il decreto nazionale ha posto circa 1 miliardo e 300 milioni e con questo sono stati fatti riparti per singole regioni, per numero di addetti potenzialmente attivabili. Scusa, un'altra domanda solo. Rispetto a questo budget di 300 milioni, il Veneto andrà ad esaurimento di tutti? Cioè ci sono soldi per tutti? Ce ne sono in più? Ce ne sono in meno? Qual è la situazione? Rispetto alle domande che noi abbiamo ad oggi, coprono, al limite. Quindi ci sono i soldi per tutte? Sì. Grazie. Prego. Panzan. Assessore, io volevo chiederle se solo il 30% ha avuto i soldi e quindi abbiamo una percentuale molto alta di gente che sta aspettando, se dovessero cambiare, come lei ha annunciato, le procedure, chi ha fatto domanda deve rifarla o no? Stiamo lavorando tecnicamente perché questo non sia, quindi siccome tutte le domande che noi abbiamo lavorato sono già in INPS e INPS regionale ha fatto tutto il lavoro. Pensate che processavano, noi al giorno siamo arrivati a processare circa 2.500-3.000 domande con qualche picco. INPS lavorava la notte e anche il sabato, cioè non possiamo che plaudere all'atteggiamento di grande disponibilità, di grande lavoro fatto da INPS regionale. Purtroppo però sono le procedure sbagliate, perché se qualcuno di voi mi aveva fatto qualche domanda, dico cosa avremmo fatto noi al governo,
Beh, io avrei fatto un ammortizzatore unico con scritto unica causale Covid-19, Agenzia delle Entrate direttamente sulle imprese che pagavano i propri lavoratori, perché sono in costanza di rapporto di lavoro, non sono licenziati. I lavoratori che hanno perso il lavoro di cui ha trattato prima il Presidente, quelli non ci sono più, non stanno percependo l'ammortizzatore, cassa integrazione o FIS come dovrebbero percepire i signori laggiù, o cassa integrazione ordinaria. Pensate che per una pandemia che ha chiuso le attività per decreto ci sono oggi 6 ammortizzatori sociali diversi. Questa cosa non ha senso alcuno. Ecco l'errore ed ecco le lungaggini. I signori lì non stanno percependo il FIS è il fondo di integrazione salariale. Viene pagato o direttamente con anticipazione dell'azienda o direttamente da INPS. Nessuno in Veneto ha percepito il FIS. Però scusa Assessore, allora in questo senso, cioè, se ho capito bene, cioè, il FIS è esattamente quello che voi vorreste, cioè INPS che paga direttamente. Se il FIS non funziona non rischiamo di non far funzionare più neanche la cassa. Non sta funzionando neanche il FIS in questo momento, Marco. Cioè non funziona niente praticamente. No. Un attimo con ordine, che c'era prenotato un attimo la collega Drioli, poi Emiliano Tornafiore. Se cambiano le procedure, cioè se mi rifà un po' il quadretto in maniera molto semplice, com'era prima, com'è adesso, come potrebbe essere dal prossimo Consiglio dei Ministri? Le procedure che hanno imposto fino ad ora sono: azienda fa domanda al portale della Regione che abbiamo dovuto attivare ad hoc. La Regione fa le verifiche, quanti lavoratori, da che periodo a che periodo, perché si tratta di ore lavorate, non sono mensilità solo. Perché i decreti, tra l'altro noi abbiamo 2 decreti, uno è il decreto delle prime regioni, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, e poi il secondo decreto valido per tutta Italia. Quindi noi abbiamo anche un differenziale di settimane perché hanno valutato così. Quindi l'azienda fa domanda al portale della Regione, la Regione deve fare una serie di verifiche. La Regione fa i decreti di autorizzazione, di una prima autorizzazione, poi trasferisce a INPS che ha la banca dati per capire se quel lavoratore è, anzi se quell'azienda accede alla cassa integrazione in deroga perché non ha altro ammortizzatore sociale, quindi verifica che non sia in CIGO, ordinaria, magari era in straordinaria, è stata sospesa e è tornata nell'ordinaria secondo decreto, FSBA, fondi per la bilateralità e l'artigianato, fondo di integrazione salariale, FIS, non sia un lavoratore autonomo singolo, quindi sono, e NASPI, più cassa in deroga, 6. Quindi la deroga interviene quando tutti gli altri ammortizzatori sono stati esclusi. Questo può solo saperlo l'INPS, non può saperlo la Regione perché la banca dati è INPS. Quando INPS ha verificato questo, contatta l'azienda e l'azienda deve dare per il singolo lavoratore autorizzato l'IBAN e il periodo e il cedolino, perché si tratta anche di stipendi diversi e quindi un peso diverso dell'ammortizzatore. A quel punto lì INPS o paga direttamente o con l'SR41, che è quel modello per cui si certifica l'autorizzazione, l'IBAN e il costo, cioè il costo dell'ammortizzatore, la banca può anticipare. Ecco la lungaggine e la farraginosità. Peraltro si paga il mese precedente alla richiesta e alla domanda e le aziende hanno di solito i 10 giorni, 15 giorni del mese successivo per dire che hanno fatto richiesta per il mese precedente. Tutto questo, caos e procedure piuttosto articolate perché prevedono diversi passaggi e secondo noi doppioni di verifiche, evidentemente portano ad avere, quando va bene, 2 mesi dopo il pagamento del sussidio. Poi, cosa abbiamo proposto noi, cosa i presidenti hanno proposto al governo? Nessuna domanda alla Regione, direttamente a INPS che deve pagare. Le banche dati sono INPS e la cassa è del governo. Stamattina. Ce l'avrete o ce l'avete già avuta? No, stamattina sono in discussione, sì. Quindi io attendo al decreto legge, non so se sia già finito. Questa è la proposta fatta dalle regioni al governo. E quando avrete voi la risposta? Quando c'è il decreto legge. Sì, quindi penso in giornata. Emiliano. Assessore, buongiorno. Sulla carta sembrava tutto facile, però so di moltissimi lavoratori che si sono recati proprio con quella famosa certificazione in banca e si sono sentiti dire che la banca non fa credito e che non si fidava paradossalmente addirittura dello Stato.
Sì, noi abbiamo anche sollecitato come Regione del Veneto il sistema delle banche con cui avevamo chiuso un accordo, una convenzione ancora nel 2016, quindi la nostra è una convenzione datata prima della convenzione dello Stato, quando dovevamo gestire code di ammortizzatori. E le banche in effetti in molti casi hanno risposto negativamente. Devo dire anche che dopo il nostro sollecito abbiamo avuto risposte, abbiamo anche evidenza di questo, cioè che quando si va ora con il documento si sta anticipando. Grazie. Prego. Marchiori. Sì, buongiorno Assessore, no, 2 domande ho già risposto attraverso gli altri colleghi. Però ovviamente se riusciamo un attimo a cambiare argomento della cassa integrazione e passare alla tematica che riguarda le scuole, perché ci sono tantissime famiglie che non sanno che cosa si devono aspettare, si devono organizzare, i costi qualora le scuole, insomma sappiamo che non è una partita gestita dalla Regione, però sappiamo anche che lei per certi versi e sotto molti aspetti è molto arrabbiata. Sì, soprattutto nei confronti di una mancanza di ascolto e di rapporti con il Ministero dell'Istruzione. Mentre con il Ministro del Lavoro il dialogo è sempre stato continuo e anche fatto di scambi di opinioni e di considerazioni anche puntuali, pur con le critiche, però il Ministro Catalfo ha incontrato le regioni italiane diverse volte. Il Ministro Azzolina, il Ministro dell'Istruzione, ha incontrato una sola volta le regioni, peraltro interrompendo in modo rocambolesco la riunione. Noi abbiamo posto ovviamente tutta una serie di domande, ma riguarda la Regione del Veneto come riguardano tutte le regioni italiane, con la richiesta di conoscere che cosa dovesse accadere ora, cioè anche per quanto riguarda gli esami. Voi sapete che ci sono molte critiche anche per quanto riguarda gli esami per la terza media, per il quinto anno delle superiori, i recuperi, perché i ragazzi con il grandissimo lavoro fatto dagli insegnanti, tutti con difficoltà delle scuole primarie, per esempio di tenere i bambini in una modalità di attenzione con l'aiuto delle famiglie, ma oggi le famiglie devono tornare a lavorare e questo sta rappresentando un problema. Con la collega Lanzarin abbiamo anche il tavolo proprio per la sicurezza nella prescrizione ovviamente a partire dallo 06, ma che può nel momento in cui diventa un principio essere evidente anche per tutti. E poi non c'è certezza di settembre, ottobre, novembre, cioè non ci sono scenari. Abbiamo chiesto al Ministro scenari diversi, un scenario più impegnativo sotto l'aspetto epidemiologico e via via nella parte diciamo di alleggerimento delle misure di restrizione, ma che tipo di scenari abbiamo? Perché la scuola è dello Stato e quindi noi non possiamo intervenire lì, possiamo proporre. La cosa drammatica è che il Ministro Azzolina non ha proprio neanche incontrato le regioni dopo la prima volta con la chiusura della riunione. Ancora Tosato Vantani. Sì, Assessore, ciao, buongiorno. Ecco, una cosa sulla cassa integrazione e una invece sulla scuola, insomma, le tue competenze. Ecco, prendiamo atto di quello che hai detto, questo sistema farraginoso ma insomma il 70% di persone che aspettano ancora la cassa integrazione. E secondo me questo è un dato gravissimo dal punto di vista sociale, persone senza stipendio da mesi che non riescono ragionevolmente, quando potranno contare su questo assegno? Guardate, avendo tutte le pratiche già avuto il loro iter e quindi essendo tutte incardinate in INPS, si calcola che il lavoratore sospeso a marzo avrà il proprio dovuto entro maggio. Ecco, questa è la discrasia temporale, 2 mesi. È evidente che sia troppo ed è evidente che questa cosa non abbia funzionato e non stia funzionando, quindi questo è il tempo tecnico, anche con l'anticipazione della banca. La domanda sulla scuola invece, proprio l'altro giorno l'Associazione Nazionale dei Presidi, che non è proprio insomma un covo di bolscevichi, ha fatto una nota durissima contro il ministro Azzolina, il ministro dell'istruzione, dicendo che praticamente dicendo che non garantisce alcuna certezza, alcuna programmazione
e che ci sono non soltanto molte incognite per la conclusione dell'anno scolastico, ma non c'è ancora un'idea, un progetto, qualcosa di praticabile per il prossimo anno scolastico, per la ripresa degli studi. Allora, è pensabile che su questo le regioni possano fare, come dire, almeno una forma di moral suasion sul ministro, perché la scuola sembra diventata un po' un buco nero. No, nel senso che gli insegnanti e le famiglie si sono dannate l'anima per mesi recuperando un gap digitale in poche settimane, no? Scuole, istituti, docenti che non avevano mai fatto insegnamento a distanza hanno dovuto e sono riusciti a fronteggiare in qualche modo l'emergenza, però non si vede un percorso. Ma, lasciatemi ribadire il grandissimo sforzo dei docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, perché come hai detto tu Filippo, era vietata la didattica a distanza, se pensate, no? La presenza e i giorni di scuola per la validità dovevano essere proprio in presenza. Quindi questo è stato un cambio radicale di tutto, con insegnanti che si sono inventati modalità, inventati come affrontare le diverse discipline che sono diverse anche i rapporti per classi d'età, perché un conto è avere a che fare con ragazzi delle scuole superiori, altra cosa è avere a che fare con adolescenti delle scuole secondarie di primo grado e ancora più difficile con i bambini delle scuole elementari. E comprendo, perché ho seguito anch'io anche le posizioni anche molto dure di tutto il sindacato oltre che dell'Associazione Nazionale Presidi, perché è il malessere che abbiamo tutti, non avere un'idea di come si riprenderà e nemmeno come si finirà, perché ricordiamoci che siamo all'inizio di maggio e dire all'inizio di aprile, perché le uscite del ministro che io ho criticato fortemente sono state all'inizio di aprile si disse lei hanno finito, ci vediamo a settembre, dando un messaggio altamente diseducativo per i ragazzi e di disimpegno per i docenti. Non c'è uno scenario e le regioni possono fare, quella è chiamata moral suasion, no, noi possiamo fare anche molto di più, perché stiamo incalzando il ministro, è stato richiesto un incontro urgente 2 settimane fa, capite che anche il senso dell'urgenza è molto relativo per quanto riguarda i diversi ministri. Il ministro Azzolina è certamente latitante rispetto alle risposte che deve dare, ma non solo alle regioni, che tutto sommato hanno competenze purtroppo per noi vorremmo molta più autonomia, come sapete, su questo punto. Però è latitante in generale e soprattutto è latitante con il mondo della scuola stesso. Se sono inviperiti presidi e sindacati vuol dire che il problema non ce l'ha solo con le amministrazioni. Vanzan, Macchiori, poi chiudiamo che dobbiamo correre in riunione. Assessore, forse mi è sfuggita, ma negli anni passati alla volta di aprile lei portava in giunta la delibera sul calendario scolastico. Quest'anno come siamo messi? Attenta Vanzan, come sempre. Sì, noi normalmente però siamo in una situazione straordinaria e la prerogativa del calendario scolastico resta delle regioni. Attenzione anche su questo, il ministro nell'unico incontro e nelle molte uscite di stampa lasciava intendere che avrebbe deciso lei o il governo. Le regioni su questo sono state chiarissime, quindi decideremo noi. Quindi lei la delibera della portata? Sì, certo. Ultima domanda e poi chiudiamo. Sì, Assessore, mi scusi, una questione tecnica. Allora, in questi mesi ci sono state tutte queste lezioni a distanza, didattica, eccetera. C'è un problema concreto a cui il nostro Paese tecnologicamente non era preparato. Ci sono moltissime famiglie che non sono attrezzate di PC che riescono a sostenere queste lezioni o di tablet o quant'altro. Alcune scuole hanno messo a disposizione magari delle famiglie più in difficoltà, eccetera. Però qualora si dovesse replicare per altri mesi, si sta eventualmente pensando di dare una mano, perché già la situazione lavorativa è quella che è, anche pensare di dover comprare attrezzature eccetera, e soprattutto ci sono poi alcune zone in cui effettivamente non c'è campo. In primis, ad esempio, mi viene da pensare qui dove siamo noi adesso ci sono e così come tantissime altre, quindi ulteriori difficoltà. Volevo capire se in questo senso ci state pensando o se vi attrezzerete in qualche modo. Sì, stiamo pensando, ci abbiamo anche già pensato per certi aspetti.
quasi 3 giunte fa ha portato una delibera proprio per, in questo caso indirizzata alle nostre scuole, che sono quelle della formazione professionale, 1.200.000 euro proprio per l'acquisizione di materiale, di device e di aiuto alle scuole e alle famiglie, perché poi noi vorremmo che questi tablet o computer possano restare nella disponibilità della scuola, perché questo è un investimento che facciamo. L'Unione Europea ci ha permesso una riprogrammazione di parte di risorse non impegnate. Voi sapete però che il Veneto, l'ha detto anche il collega Marcato in più occasioni per quanto riguarda i suoi fondi, così come il collega Caner, il Veneto è molto avanti con la programmazione, noi abbiamo impegnato tutto, sul fondo sociale praticamente resta quasi niente, così come sui fondi strutturali. Però tutto quello che non abbiamo ancora impegnato noi lo riprogrammeremo, lo stiamo riprogrammando, e c'è anche questo aspetto. Stiamo attendendo anche il governo, perché aveva annunciato importanti aiuti per le famiglie e per le scuole. Si è tradotto in una decretazione, credo dentro il decreto scuola, di 85 milioni di euro, però non si è capito esattamente come siano stati programmati sulle scuole, chi siano i soggetti, e quindi stiamo attendendo quest'ultimo decreto, perché appunto pare ci sia un'ulteriore scelta in questo senso, e poi riprogrammeremo le nostre risorse di conseguenza. Signori, grazie. L'ultima domanda delle persone. Certo. Innanzitutto ringrazio per la sua disponibilità, attenderemo la risposta per le lavoratrici della Serenissima. Io invece volevo porle una domanda a cui mi sta particolarmente a cuore, per i lavoratori fragili. I lavoratori fragili con il decreto legge 18/2020 è scaduto il 30 di aprile, a parte che abbiamo fatto una fatica incredibile con i medici di base che non volevano assolutamente dare questo tipo di riconoscimento, abbiamo dovuto superare la questione andando dal medico legale dell'ULSS. Oggi però, che siamo ancora in emergenza, c'è un buco, un vuoto legislativo. Io le chiedo se cortesemente può intervenire su questo nei confronti del Governo. Lo farò, sì. Già le regioni lo hanno pensato. Grazie. A lei. Signori, arrivederci, grazie. Arrivo. Bene, dunque si conclude la conferenza stampa. Oggi avete visto un flash anche dell'assessore Bottaccino alla Protezione Civile e Ambiente, ma soprattutto un lungo approfondimento e chiarimento, lo vedo anche dai commenti alla pagina Facebook di Antena 3, da parte dell'assessore Donazzan sul fronte della cassa integrazione, e quindi quell'opera di velocizzazione che è stata proposta dalle regioni, chiedendo tra l'altro, la faccio semplice ma tra poco approfondiremo nuovamente, ricordiamo un po' con Ilaria Marchiori questi passaggi importanti della mattinata di oggi, bypassando le regioni perché sia tutto in carico all'INPS, che ha i dati e quindi faccia rapidamente. Solo un flash, un dibattito sul fronte nazionale a Roma, in particolar modo chiedo a Tony Italo di inquadrare anche dal streaming del PC, e ci stiamo per collegare con la CGIL, quindi spazio alle vostre telefonate sulla fase 2. Il dibattito è sulla sanificazione cominciata nelle chiese a Roma, mi pare già 337, eccole qua le immagini, le possiamo vedere, e quindi come avere cura delle opere d'arte. Poi questo è il dibattito, ma come vedete si è iniziato, vedevo insieme all'esercito, tra l'altro a fare questa opera di sanificazione all'interno delle tante chiese della capitale a Roma, e quindi ci si domanda ora però non è che poi questa sanificazione andrà a toccare quel patrimonio di arte e di storia del nostro paese, speriamo venga preservato. Però insomma, sul fronte della salute, della sanità, ecco un altro passaggio importante. Dunque, avevamo interrotto un servizio prima della conferenza stampa, ma a questo punto passa in cavalleria, come si dice. Credo siano pronti, poi mi fate sapere, i nostri ospiti, e quindi il via libera anche alle telefonate, quindi 0422 162, lo vedete in alto, 6764, spero di leggere bene, ma io insomma ho un po' di difficoltà a leggere da lontano, ma spero vediate meglio di me, quindi potete chiamare, perché ora ci chiediamo che cosa avviene in questa fase 2, alcuni anche approfondimenti tecnici, oltre a quelli che già
avete sentito dalla conferenza stampa. E avremo Monica Giomo, amministratore delegato del Servizi di Treviso SRL, Graziano Basso, responsabile fiscale, e Paolino Barbiero, invece segretario dello SPCGL Pensionati. Li vedo già inquadrati. Buongiorno a tutti e ben trovati. Buongiorno. 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 Buongiorno a voi. Come essere a scuola, le lezioni a distanza, adesso vi devo interrogare. No, però, insomma, Monica, no, ma ti vediamo benissimo. No, meglio anche prima, scusa Monica, perché così, ecco, perfetto, così nell'inquadratura a 4, forse meglio abbassare ancora un pochino, perdonami Monica se hai la possibilità. Eccolo là, perfetto. Cominciamo proprio da te Monica, con qualche considerazione iniziale. Cosa ci puoi dire? Allora, abbiamo sentito innanzitutto sì, anche l'intervento insomma, di oggi sì, del governatore, sì, sulla cosiddetta fase 2. Siamo chiaramente in una fase di apertura anche per quanto riguarda il CAF della CGIL, nel senso che le porte delle nostre 17 sedi si apriranno di fatto lunedì e quindi le persone che hanno necessità dei nostri servizi si potranno presentare chiaramente muniti di tutti quelli che sono i dispositivi di sicurezza presso le nostre sedi. Io preannuncio chiaramente e avviso già che i servizi sono naturalmente su appuntamento, questo per evitare gli assembramenti, le code e dare chiaramente un servizio rispettoso di quello appunto che sono le norme. Noi non ci siamo di fatto mai fermati, quindi l'apertura fisica delle nostre sedi avviene dal lunedì 18, ma di fatto anche prima siamo sempre stati a servizio dei cittadini per l'erogazione di tutti quelli che sono i servizi richiesti dalle chiaramente compilazione dell'ISEE, di cui magari insomma parleremo un pochino per quanto riguarda tutti i vari benefici, bonus da reddito di cittadinanza, dagli sconti nelle bollette, ma chiaramente adesso è periodo di dichiarazioni dei redditi 730, poi sarà il momento anche per chi ne ha necessità di compilazione del modello ex unico, redditi PF, e naturalmente tutti gli altri servizi che il CAF eroga su richiesta. Diciamo che noi ci siamo attivati con delle nuove modalità in questo periodo, proprio per consentire ai cittadini di non interrompere quelle che sono, diciamo, le loro necessità. Abbiamo predisposto, come abbiamo già pubblicato anche nel nostro sito attraverso i social, un'applicazione gratuita importante che si chiama Digita CGIL e che di fatto permette ai cittadini di fotografare la documentazione che serve per compilare la dichiarazione dei redditi e trasferircela anche senza consegnarla fisicamente ai nostri operatori, i quali chiaramente la vedranno nell'applicativo software, e questo ci consentirà tranquillamente di predisporre la dichiarazione dei redditi. Quindi diciamo che in un mezzo più tecnologico, magari per chi è più predisposto, ma dal 18 anche recandosi fisicamente presso le nostre sedi, naturalmente continueremo a dare il servizio e l'assistenza, che ricordo non si traduce solo nel fare magari la dichiarazione dei redditi una pratica, ma anche nel dare informazioni. Sì, è un periodo in cui, come abbiamo sentito anche poco fa, insomma, le notizie non mancano, bisogna stare costantemente aggiornati, perché i decreti che attendiamo di fatto daranno anche a noi degli strumenti, delle informazioni chiaramente poi da rigirare ai cittadini. Delle cose che abbiamo sentito, il reddito di emergenza, abbiamo sentito del bonus vacanze, poi Graziano magari vi darà qualche pillola di informazione che chiaramente però preciso dobbiamo attendere di avere il decreto firmato, per poter dare delle informazioni. Allora, solo un flash, anche perché abbiamo già delle telefonate in attesa. Posso sfruttare come sempre il nostro computer, che è Graziano Basso? Certo. Graziano, ma davvero un flash, perché ce lo chiedono in tanti, ma l'INPS di maggio bisogna pagarla? No, allora,
l'INPS di maggio è una delle scadenze che praticamente potrà essere prorogata. Ma non è ancora ufficiale. Ma non è ancora ufficiale, perché appunto c'è un problema di tipo stradale, diciamo. C'è un ingorgo, tra maggio e giugno ci sarà un ingorgo tra contributi e imposte da versare. Conseguentemente col decreto maggio, quando verrà effettivamente fatto, dovrà dirimere questa cosa, perché si sommano tutte le sospensioni che sono avvenute nel periodo Covid, in cui c'era il lockdown, si sommano alle ordinarie scadenze, per cui Sì, ma scade fra 3 giorni, no? Sì, lo so, però in teoria il decreto maggio questa cosa doveva essere aprile, contenuta in quello aprile, e di conseguenza è tutto corrersi dietro. Quindi aspettiamo di capire, va bene. Grazie. Comunque pubblicheremo sul sito, appena sappiamo pubblichiamo sul sito, speriamo di saperlo in giornata, così abbiamo le informazioni più fresche. Paolino Barbiero, arriviamo subito, sentiamo anche la telefonata da casa, pronto? Buongiorno. Buongiorno, prego. Sono Mariangela. Mariangela. Posso chiedere un'informazione? Siamo qui per questo. Grazie. Allora, io lavoro nel campo dello spettacolo, sono a casa dal 24 di febbraio. Ho chiesto a questo punto il reddito di cittadinanza perché l'Enpals non mi ha garantito nulla praticamente, quindi io dal 24 di febbraio che non vedo un centesimo. Posso solo ringraziare la sindaca di Scarpa di Susegana per avermi fornito dei buoni alimentari, almeno quello, però ovviamente... Che domanda vuole fare Mariangela? Ecco, volevo chiedere appunto, io ho chiesto il reddito di cittadinanza il 6 di aprile, volevo capire se ho fatto quello che dovevo fare nella maniera giusta, cosa posso aspettarmi e quando, oppure se dovevo richiedere qualcos'altro, reddito di emergenza o cos'altro, insomma. Ok, grazie Mariangela. Chi risponde? Monica Graziano? Grazie. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Ma posso... Paolino Barbiero, prego. Sì, poi do l'assist a Graziano. Allora, sullo spettacolo, vado un po' a memoria, ci sono comunque la possibilità di avere degli interventi in termini di ammortizzatori sociali, anche perché il reddito di cittadinanza, se non hanno cambiato qualcosa in questi giorni, si fa con l'ISEE del 2019 e la signora nel 2019 lavorava, quindi un reddito ce l'aveva. Quindi bisogna chiamare 4091 e poi schiacciare il 3 che è l'INCA e da là capire quale dei fondi. Perché volevo agganciarmi a questa domanda per fare una considerazione rispetto a quello che diceva prima l'assessore che ho sentito, dove giustamente osservava che ci sono 6 ammortizzatori sociali. Credo che contandoli bene forse sono di più. Il problema non è aver fatto un unico ammortizzatore sociale, è semplice, è la scoperta dell'acqua calda. Il punto vero è che ci sono fondi diversi e i fondi diversi non li metti insieme dalla mattina alla sera, per cui il legislatore ha dovuto fare le norme in base ai fondi, perché poi ci vogliono le coperture. E il punto è che il sistema della burocrazia, purtroppo di ogni fondo, è complicato, tanto è vero che in una prima trasmissione noi avevamo detto attenzione che se non mettete i codici esatti, non mettete tutte le indicazioni nei vari modelli, le domande vengono fermate, compreso gli assegni familiari. Tanto è vero che a questa mia affermazione alcuni commercialisti si sono un po' indignati perché dicevano che loro fanno le cose corrette. Io non avevo fatto una critica, avevo fatto un'osservazione per rendere evidente che appunto se si sbaglia la procedura si blocca tutto. Ora però, siccome si sta ragionando di ripresa produttiva, di ripresa delle attività commerciali, di ripresa delle attività turistiche e poi anche quelle culturali, spero il prima possibile, bisogna stare attenti perché gli errori della fase 1 li sappiamo tutti e si stanno ponendo i rimedi e spero che il decreto rilancio metta a posto tutte quelle cose, queste criticità che sono state evidenziate. Però se sbagliamo nella fase 2 è complicato e allora siccome sappiamo che non si può sbagliare, la fase 2 è molto importante. Gli errori della fase 2 si rischiano di pagarsi di più degli errori nella fase 1. Allora, perché se qualcuno senza reddito, certo, aspetti Barbiero, abbiamo già un'altra telefonata pronta, ma un flash, Ilaria con Sandro Ponchio, Ilaria Marchiori che è già collegata dall'esterno della
sala operativa della Protezione Civile a Marghera. Ilaria, guarda che abbiamo meno di un minuto, quindi vorrei chiederti, allora, Zaia ha detto quindi di fatto che, sì, mi è sembrato di capire, correggimi se sbaglio, che per quanto riguarda le indicazioni INAIL sarà la Regione a scriverle. Questo è un dato importante negli equilibri. E Cassa Integrazione, aiutaci a capire, ma davvero in meno di un minuto, cosa ha detto la Donat-San, così aiuti anche il dibattito insieme alla CGIL che risponde ai nostri telespettatori. Sì, allora cercherò di essere veloce e sintetica. Buongiorno a tutti e anche ai nostri telespettatori. Per quanto riguarda quanto ha dichiarato il Presidente Zaia sull'INAIL, allora vorrei specificare bene quanto ha detto. Lui ha detto che sta facendo una battaglia, ha proprio utilizzato questo termine, proprio perché non si applichino queste linee guida dell'INAIL, soprattutto in presenza di altre alternative. In sintesi dice: non fatecele applicare perché alcune di queste linee guida, soprattutto per determinati settori, sarebbero un suicidio, ad esempio i 5 metri di distanza tra gli ombrelloni nelle spiagge oppure i 4 nei ristoranti, con tutto insomma quello di cui si è parlato, perché se le regioni che hanno l'autonomia di decidere possono proporre delle alternative in tutta sicurezza che rispettino tutti i canoni che sappiamo, possono offrire delle alternative, lo facciano. Dunque sta appunto portando avanti questa battaglia per dire insomma di non dover seguire alla lettera queste linee guida dell'INAIL in presenza di altre alternative proposte dalla Regione. E dunque questo è proprio un appello che il governatore ha fatto e una battaglia Ilaria, che sta conducendo e sta portando avanti, soprattutto per venire incontro a tutte le categorie che devono riaprire, e come ha detto lui stesso, alcune non apriranno il 18 maggio proprio perché non sono in grado, perché i tempi sono talmente stretti che serve organizzarsi anche con tutte le... Sì, mentre per quanto appunto riguarda la cassa integrazione, l'assessore Donat-San, prendo gli appunti perché ecco qui, l'assessore Donat-San innanzitutto ha fatto questa denuncia dicendo che nonostante sia stato chiesto non c'è stato nessun confronto, non c'è nessuna competenza della regione per poter agire, e il sistema è talmente farraginoso che c'è stato caos a 360 gradi per quanto riguarda la cassa integrazione, che ha ribadito non dipende dalle regioni, come invece insomma si è sentito anche nelle polemiche di queste settimane, ma parte tutto dal governo. E proprio per questo motivo ha fatto l'esempio che un lavoratore che a marzo è rimasto fermo percepirà, dice forse, qualche cosa a maggio, dunque con 2 mesi di ritardo e quindi con un buco sostanziale che per tante famiglie può anche aver significato magari chi non aveva risparmi non arrivare proprio alla fine del mese, soprattutto se si tratta di famiglie monoreddito. E quello che è importante è che è stata fatta una richiesta specifica proprio dai presidenti delle regioni di potersi interfacciare direttamente con INPS, e quindi addirittura poi in seconda battuta non fare la richiesta alla regione che poi la faccia all'INPS, ma poterla fare direttamente all'INPS, proprio per diciamo snellire questa burocrazia che sappiamo in alcuni casi è davvero eterna, e questo non era il momento, ha detto Donat-San, di avere dei tempi così lunghi, e la risposta però la si sta aspettando. Dunque questi sono i motivi e anche le chiarificazioni che l'assessore ha voluto dare ai tanti cittadini che ancora non l'hanno avuta e che hanno... Grazie Ilaria Marchiori, Sandro Ponchio. Allora un flash su questo prima di sentire altre telefonate. Chi ce lo dà? Paolino Barbiero? Perché sul tema della cassa integrazione è importantissimo. Sì. Prego. No, volevo riprendere il ragionamento di prima. Allora, è chiaro che sono stati fatti degli errori, ma è anche chiaro che ci sono delle cause che erano in una situazione talmente complicata che difficilmente si riusciva a mettere tutto insieme, proprio perché ci sono fondi diversi e i soldi devono essere coperti da quei fondi. Se adesso ci mettono mano anche rispetto alle proposte della Regione, credo che sia utile che ciò venga fatto. Ribadisco che però bisogna far tesoro di questi errori per evitare di farne nella fase 2, perché ci sarà comunque cassa integrazione per quelle aziende che non riusciranno a ripartire subito e non hanno o perdono quote di mercato e non riescono a riprendere. Ci sarà comunque la necessità di intervenire ulteriormente su tutto il lavoro autonomo, tutti i servizi, le piccole realtà che indubbiamente
che per il sistema del distanziamento non sono pronte o non hanno la convenienza per farlo, e anche qui abbiamo visto che le cose potrebbero transitare direttamente attraverso l'Agenzia delle Entrate e non attraverso l'INPS. Dobbiamo ricordare che l'INPS ha gestito, credo, 20 milioni di pratiche e con lo stesso personale, se non qualcuno in più, quindi alla fine ha fatto uno sforzo importante. Poi dobbiamo anche ricordare che molte imprese potevano fare il pagamento diretto senza passare tramite l'INPS, perché il pagamento diretto veniva compensato 10 giorni dopo, quando c'erano i contributi da pagare. Anticipare loro, questo è. Certo, potevano anticipare loro. Beh, se avevano cassa, cioè poi anche quello da valutare. Certo, diciamo che ognuno ha fatto la sua parte. Per sostituirsi allo Stato, ecco, per essere chiari. C'è una responsabilità comune da parte di tutti nel fare meglio e nell'evitare gli errori. Poi ricordo anche un'altra cosa, che alla fine si sta guardando con più attenzione a quella che noi abbiamo definito l'economia sommersa. Cioè prima gli ammortizzatori sociali erano 6, ma venivano utilizzate per alcune platee di lavoratori. Adesso invece sono diventati di più di 6 e hanno coperto tutta la platea dei lavoratori, compreso le colf e i badanti, che sono le ultime dove noi abbiamo chiesto di intervenire, ma parliamo anche ai lavoratori appunto dello spettacolo, alle piccole partite IVA, ai precari, quindi c'è stato un allargamento dei diritti di riconoscimento di un salario delle persone quando restano senza allora, lavoro. Aspetti Barbiero, Questo Monica. Questo bisogna discutere nelle prossime settimane, perché questa cosa qua va resa strutturale. Monica, vediamo poi di sentire anche qualche altra telefonata da casa. Vi ricordo 0422 162 6764 se volete intervenire e fare le domande. Parte la campagna fiscale, no, per il 730, forse avevamo accennato all'inizio, ma piccola curiosità, siccome molti stanno ricevendo l'SMS per la prenotazione, farete via Skype come stiamo facendo adesso o si recheranno nelle sedi? Curiosità. Allora, diciamo che non chiudiamo le possibilità a quelli che possono essere i mezzi di comunicazione, proprio perché questa situazione di emergenza sanitaria chiaramente ci mette in una condizione anche di gestire magari la nostra consueta attività con dei mezzi tecnologici. Diciamo che allora noi privilegiamo chiaramente sempre la possibilità di incontrare la persona, gli eventuali videochiamate oppure la possibilità di accedere attraverso le caselle di posta elettronica con dei sistemi che ci mettono in comunicazione e anche in videocomunicazione, chiaramente non li escludiamo perché ci sono, e nel momento in cui dobbiamo raggiungere un cittadino che ha chiaramente delle difficoltà a spostarsi o comunque anche preferisce eventualmente utilizzare queste nuove tecnologie, noi siamo qui chiaramente per cercare di soddisfare le richieste nel migliore dei modi. Quindi le strade sono molto aperte proprio perché i cittadini si trovano in condizioni diverse. Avevamo avuto magari una manifestazione anche da parte di alcuni soggetti con un'età un pochino più avanzata che chiaramente si appoggiano a noi, a prescindere dalle loro preoccupazioni nel chiaramente spostarsi di casa una volta che dal 18 sarà eventualmente possibile. Naturalmente usare le tecnologie per loro diventa un po' complicato e appunto ci avevano contattati proprio per chiederci ma potremo venire di persona. La risposta è affermativa, naturalmente con tutte le condizioni di sicurezza, di sicurezza, chiaramente. Allora, telefonate da casa ancora, pronto? Pronto, buongiorno. Ah no, è la pubblicità. Avevo anche la pubblicità, ho sbagliato, già, quello almeno riuscirei anche a leggerlo tra l'altro. Allora ci fermiamo un minuto e torniamo insieme a Monica Giomo, Graziano Basso e Paolino Barbiero, vi aspettiamo. Torniamo in diretta 14.05 insieme alla CGIL che risponde alle vostre domande. Volevo andare da Graziano Basso ma c'è già una telefonata in attesa, quindi portiamo pazienza qualche istante. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Parla Walter. Gentilmente avevo proposto una domanda. Io sono una partita IVA. Giustamente non ho avuto i 600 euro perché sono anche pensionato. Però mi chiedevo, visto che lavoro, pago l'INAIL, l'INPS e tutte le cose insomma che ci sono da pagare, mi chiedevo se non c'era qualche
qualche domanda che si poteva fare, anche perché se sono pensionato e ho un piccolo reddito, giustamente prima va dato un reddito a chi proprio non ha nulla, e questo sono d'accordissimo, però volevo chiedere se, anche visto che sono una partita IVA, le spese ce le ho, da febbraio non lavoro, quindi non so a chi dovrei rivolgermi per avere qualcosa. Credo che una delle discriminanti, ma mi correggerà Graziano, credo adesso sia i 10.000 euro di ISEE annui, però come prima discriminazione, però non lo so, tra l'altro è legato al REM. Grazie Walter, buona giornata. Graziano? Allora sì, una parte è legata, se parliamo di REM sicuramente, ma poi bisogna tenere in considerazione che la discriminante è che è titolare di pensione, è un altro reddito, per cui il REM non si può adire al REM se si ha altri trattamenti, sia pensionistici che di lavoro dipendente, oppure se si percepisce il reddito di cittadinanza, oppure se si sta godendo delle indennità del Cura Italia. Per cui quello è un reddito di emergenza apposta per chi ha proprio zero reddito e conseguentemente non è possibile avere quell'agevolazione in questo caso. Quindi neanche altre, insomma, la risposta per Walter è questa. Solitamente, come la pensione. Sì, perché guardano praticamente l'accumulabilità per tutte quelle che sono determinate dal decreto Cura Italia. C'è qualche rarissima eccezione, ma in questo caso non mi sovviene nulla. Eventualmente, se ci dovessero essere estremi particolari, 0422 4091 tasto 2 si può sentire anche il nostro servizio Nidi, lo tasto 3 con link a vedere se ci sono delle possibilità, però penso che siano molto remote in questo caso. Bene, che altro dire? Le mascherine? Sì, le mascherine, oltre ad essere introvabili, il famoso costo calmierato. Però toglieranno l'IVA, in teoria, dal decreto rilancio. Sai che bella novità? Perché praticamente quando le acquisto, se sono dispositivo medico, perché devono essere dispositivo medico e sono marcate CE, il dispositivo medico non paga l'IVA per definizione, per cui non è che fanno un grande sforzo. Comunque, per tornare a noi, siccome dovremmo e stiamo sostenendo questo tipo di costi, le famiglie, perché ci sono gli obblighi appunto per essere tutelati noi e gli altri, per poterci muovere nei locali pubblici, per venire a fare la dichiarazione dei redditi o per andare in qualsiasi altro ufficio o semplicemente anche per muoversi per fare le varie commissioni, l'importante è che quando si acquistano le mascherine ci sia un documento che sia o lo scontrino parlante, ovvero c'è il codice fiscale e nel quale viene scritta quantità, la tipologia, la marcatura CE della mascherina e poi l'effettivo prezzo. Oppure se c'è la nomenclatura AD che praticamente dice la farmacia in questo caso o dove viene acquistato, dice che è stato trasferito con il sistema tessera sanitaria l'acquisto di questo bene, perché praticamente noi sappiamo che diventa alla stessa stregua di tutti gli altri dispositivi medici che andiamo ad acquistare. Ricordo anche un'altra cosa, che nel marasma generale del lockdown si è un po' perso, perché c'è il discorso del pagamento con moneta elettronica di tutte le spese mediche, specialistiche e quant'altro che devono essere fatte in linea di massima con moneta elettronica. L'unica eccezione che può essere fatta è per gli scontrini della farmacia, ovvero per i farmaci e per i dispositivi medici. Però se noi adesso riprendono le visite private, perché si potrà tornare dal medico a farsi la visita, riprendono tutte quelle che sono le attività, il fisioterapista e quant'altro, bisogna ricordarsi che tutti i pagamenti dovranno essere effettuati, ma in generale di tutti gli oneri che questo è importantissimo, l'anno prossimo, dobbiamo sicuramente fare con la moneta elettronica. Qualora il nostro fisioterapista o medico privato non sia dotato di POS, per cui non si possa dire con la moneta elettronica, l'importante è che si possa staccare un assegno, perché comunque è tracciabile, si mantiene la matrice dell'assegno, si allega sulla fattura, che sicuramente sarà scritto pagamento tramite assegno, e la cosa si risolve così. Ma non contante, questa è la cosa importante. Mai contante. Se no si perde la detrazione di? Certo, si perde la detrazione per esempio per le spese mediche del 19%. Esatto, perfetto, chiarissimo. Altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno signora, prego.
Salve, buongiorno a lei. Allora, io devo mettere in evidenza una situazione. È da un mesetto e mezzo che ho fatto una richiesta alla CTV e a TVO perché ho questa situazione. Ho la figlia e il marito, entrambi hanno fatto per convenienza l'abbonamento annuale. Sì. Vista la situazione che il marito è a casa e la figlia ovviamente non può andare a scuola, le scuole sono chiuse, ho chiesto alla CTV, all'ente, se li poteva rimborsare, certo, o perlomeno venire incontro con dei voucher più avanti quando ci sarà la ripresa. Capito perfettamente. E hanno risposto che non niente da fare. Tra l'altro il servizio nel periodo del Covid, il periodo della fase 1, non c'era alcun servizio o proprio verificato. Sì. E mi hanno risposto vedete, io ho pagato trasporto pubblico, no? Dico per chi magari non ha compreso a CTV a Venezia. Ho pagato l'abbonamento annuale, però usato poco, tra l'altro non lavoriamo, sono soldini comunque che abbiamo speso, che cosa possiamo fare? Magari le famiglie sono in difficoltà, siamo a casa non per via del nostro, perché tutto è chiuso. Sfruttare quella parte per l'anno prossimo. Senta, ma adesso è tornato a lavoro suo marito? Mio marito saltuariamente sì, però la ragazza è a casa. Meno male. Sono 400 euro di abbonamento, scusami, 6 mesi sono 200 euro. In questo momento di difficoltà economica sono soldi, certo. Tra l'altro il trasporto pubblico è in forte difficoltà proprio per quello che dicevo. Sa cosa mi hanno risposto? Ma mi hanno risposto, non sussistono le condizioni accordate per alcuna forma di rimborso. So perfettamente. Le restrizioni non sono dovute a causa di forza maggiore. È così in tutta Italia, guardi. Grazie signora, buongiorno. Non so chi risponde, Paolino? Sì, rispondo perché faccio una premessa di un 30 secondi. Noi abbiamo ripreso proprio oggi la contrattazione sociale con i comuni e proprio questa mattina a mezzogiorno abbiamo firmato il primo accordo col comune di San Biagio di Callalta e sostanzialmente noi stiamo verificando con i comuni le condizioni per sostenere il welfare di emergenza definito a livello nazionale. Cioè se a nazionale hanno messo 600 euro per chi ha un'attività chiusa, se danno delle quote ai lavoratori, se danno dei sussidi a determinate categorie, in questo caso il comune di San Biagio, avendo un avanzo di bilancio di circa 800.000 euro, li mette a disposizione per implementare queste linee di sostegno a livello locale, ma anche per individuarne di nuove. Per esempio, nel caso della MOM, il comune si è reso disponibile a mettere a disposizione, mi pare, attorno ai 20.000 euro per rimborsare una parte degli abbonamenti di chi ha fatto l'annuale. Però questa è una contrattazione che state facendo comune per comune, interessante. Una contrattazione che facciamo comune per comune, perché è chiaro che la MOM non può farla, perché sennò deve, come si dice, chiudere l'azienda, perché già non incassa i soldi dei biglietti di chi faceva il biglietto giornaliero o l'abbonamento mensile. Se deve restituire anche questi, voi capite in che condizione si trova. Allora, sono tutti ragionamenti che presi per singolo punto ognuno ha la sua ragione, ma per tenerli insieme è molto complicato. Quindi rispetto al welfare di emergenza abbiamo fatto questo primo passo. Poi ci sono altre iniziative che abbiamo messo in campo, per esempio pensioni basse, che vuol dire le sociali o le minime, quindi quelle che non superano i 516 euro, e unico reddito della persona all'interno della famiglia. Qui, pur essendo sicuri i 500 euro, è chiaro che con il Covid sono aumentate le spese della persona, no? Non fosse altro per comprarsi mascherine, gel e stare a norma, hanno dei costi in più, quindi vedere se per questi soggetti ci sono dei contributi. Ed è chiaro che questo lo stiamo mettendo in piedi con le singole amministrazioni. Monica, importante che è il fondo Gasparini, cioè la possibilità per chi ha un mutuo non solo di sospenderlo per 18 mesi, ma se è sotto una certa soglia di reddito e c'è anche una diminuzione delle attività, si può intervenire attraverso il fondo, perché il fondo copre il 50% degli interessi. È chiaro che stiamo chiedendo ai comuni se, monitorato la situazione del proprio comune, ci sono risorse per coprire l'altro 50%. Questi sono alcuni interventi. Allora, aspetti Barbiero. Monica, torniamo prima alla pubblicità, ma secondo me sul REM, perché io credo che sia questo reddito di emergenza piuttosto interessante per quanti ci seguono e vogliono capirne qualcosa di più. Che confini ci sono?
Sì, prima di parlare magari del REM, volevo magari aggiungere rispetto alla situazione che la signora appunto poneva della difficoltà magari giustamente degli enti di andare incontro e di rimborsare chiaramente anche rispetto alle cose che diceva Paolino. Io ricordo che sempre, ma in particolar modo magari in questa situazione, in questo momento in cui diciamo i bilanci familiari devono fare i conti con delle entrate che magari fino all'altro giorno erano stabili e sicure mensilmente. Oggi, a seguito appunto delle difficoltà che abbiamo sentito, cassa integrazione, ci vogliono 2 mesi perché arrivino giustamente i soldi nel bilancio familiare, attraverso l'ISEE ricordo che è possibile portare a casa comunque sconti per le bollette, è possibile recuperare comunque dei bonus, l'assegno per il nucleo familiare, tanti benefici di cui magari uno fino all'altro giorno non si pensava e magari insomma diceva ma sì non importa, oggi magari vista la situazione, poiché l'ISEE è comunque un servizio gratuito, è una dichiarazione, è vero ci sono degli incartamenti, parecchie magari documentazione che deve essere consegnata al CAF, ma attraverso diciamo quella elaborazione posso ottenere quel famoso valore ISEE, quel foglietto di carta che di fatto mi permette magari di integrare soprattutto in questo momento quello che è il reddito familiare, quindi perché no, ci sono i benefici poi anche per i figli, libri di testo, adesso per carità l'evoluzione dei sistemi anche scolastici, magari avremo altre tipologie di spese, quindi è un suggerimento anche quello di telefonarci e possiamo in qualche misura magari dare queste informazioni e predisporre l'ISEE che ripeto è un servizio comunque gratuito. Bene. Quindi che va ad aggiungersi diciamo anche a questo REM che poi vedremo insomma sì, il REM in qualche misura ci vedrà comunque coinvolti se verrà confermato dal decreto rilancio come viene nominato probabilmente, perché se verrà siglata questa convenzione tra l'INPS e i CAF noi saremo i soggetti che potranno presentare per conto del cittadino questa domanda di reddito di emergenza che ripeto dai primi paletti che sono stati così descritti, l'ISEE che appunto citavo adesso è un elemento che comunque bisogna avere, ISEE inferiore ai 15.000, essere residente in Italia e non aver goduto di altri sussidi. Il beneficio, viene detto, verrà erogato, la domanda può essere fatta entro giugno, verrà erogato in 2 tranche e potrà andare dai 400 agli 800 euro. Direi che queste sono le informazioni di base oggi senza la certezza. Nel momento in cui uscirà il decreto sarà nostra cura chiaramente anche attraverso questo spazio di ore 13 piuttosto che all'interno del nostro sito o chiamandoci dare chiaramente tutte le informazioni per poter dare anche questo ulteriore sussidio e integrazione. Pochi istanti di pubblicità, torniamo in diretta anche con le vostre domande, vi ricordo 0422 16 26 764, tra poco. Torniamo in diretta, 14:23, dobbiamo fare velocissimi anche perché abbiamo un'altra telefonata in diretta, alcune cose in attesa, alcune cose da dire importanti per quanti ci seguono. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Sono Roberto da Vicenza. Roberto. Prego. Volevo chiedere un'informazione gentilmente al signor Barbiero. Sì. Volevo chiedere, io ho percepito ieri, fatalità, sono andato a vedere quel banco posta perché non ho ancora banca e in pratica ho smesso di lavorare il 27 di marzo, no? E in pratica sono stato a casa tutto aprile e adesso sono ancora a casa e abbiamo già 11. Volevo sapere dal signor Barbiero se adesso a maggio percepirò i 2 mesi che sono stato a casa a fine maggio. In pratica ho percepito 2 giorni a marzo, ho percepito la giornata del 30 e la giornata del 31, mi hanno dato 60 euro. E volevo sapere gentilmente se adesso a maggio riuscirò a prendere appunto la cassa integrazione, perché lavoro con una cooperativa io. Ecco. Barbiero? Domanda? Signor Barbiero. Se hanno liquidato i 2 giorni di marzo, sì. È chiaro che adesso la prossima liquidazione sarà aprile e molto probabilmente, se sono tra quelle autorizzate, dovrebbe anche arrivare a breve, quindi la copertura di tutto il mese di aprile.
Sì, volevo sapere appunto, signor Paolino. Perché maggio non si può liquidare, deve finire. Sì, in pratica, ripeto, sono stato a casa... Guardi Roberto, abbiamo capito chiaramente, sto alle parole di Barbiero e del ministro Gualtieri di poche ore fa, ha detto entro 48 ore liquidiamo le casse integrazioni. Arrivare adesso. Esattamente, adesso e le arriva l'intero mese di aprile. Chiudiamo così. Grazie Roberto, un abbraccio, buona giornata. Monica, mi sono dimenticato a che punto siamo arrivati, forse con alcune cose da approfondire ancora anche con Graziano? Monica. Sì, io penso che avremo piacere di ricordare alcune cose importanti da non dover fare o da dover fare quest'anno, che comunque avranno un impatto per l'anno venturo, perché a volte magari sì, siamo presi dal fatto di presentarci al CAF chiaramente con la documentazione dell'anno precedente per fare la dichiarazione dei redditi e ottenere il rimborso, chiaramente, oppure dover pagare le proprie imposte attraverso la busta paga o rata di pensione dal mese di luglio in avanti. Ricordo che quest'anno chiaramente ci sono anche delle scadenze differenziate a seconda del momento in cui chiaramente il modello viene predisposto, avendo una scadenza che non è più il 23 luglio bensì il 30 di settembre, quindi chiaramente a seconda del momento in cui viene fatto il modello 730 nel mese successivo per i lavoratori, in linea di massima le aziende ricevono chiaramente il modello dove trovano indicato il valore da rimborsare piuttosto che da trattenere dalla busta paga. Per i pensionati invece ci vogliono 2 mesi successivi da quando viene fatta la dichiarazione. Ecco, io passerei la parola a Graziano perché ci sono delle cose di memoria da ricordare. Anche il tema dei pagamenti tracciati che ha ricordato poco fa Graziano. A questo unirei, Graziano, se sei d'accordo, il tema dell'eco bonus così ampliato fino al 110%, perché credo che sia una delle cose che più interessa, ma forse c'è una sfumatura che molti non sanno. Però prego Graziano. Allora, stanno parlando tutti dell'eco bonus, però senza che sia scritto ufficialmente niente, perché siamo partiti da un 120% che è diventato un 110%, per cui aspettiamo un attimo che questo decreto maggio metta un attimo e circoscriva. L'unica cosa che mi sento di dire è che abbiamo un po' di sconti che si sovrappongono in questo periodo e bisognerà vedere come devono interagire questi sconti, perché noi dobbiamo ricordare che abbiamo un bonus facciate del 90% che era già previsto per legge da inizio anno, per cui questa è una detrazione. Abbiamo la detrazione del 50% per le ristrutturazioni che conosciamo tutti, abbiamo la detrazione del 50% per riqualificazione energetica. La riqualificazione energetica al 65% e adesso si aggiunge quella al 110%, più assieme all'antisismico al 110%, con una particolarità per quello che si può sapere adesso per le indiscrezioni che ci sono state, che se io accetto di fare la dichiarazione dei redditi e recuperarmi la spesa nella dichiarazione dei redditi in via del tutto eccezionale, avrò il rimborso in 5 anni, se adisco al nuovo eco bonus o sisma bonus, e avrò il 110% di detrazione. Se invece chiedo lo sconto in fattura, avrò lo sconto immediato, avrò una fattura con un totale pari a 0, ovvero non pagherò nulla e lo sconto mi verrà dato quest'anno. Però questa non è ancora normativa, perché tutti ne parlano, ma non è ancora normativa, perché non è ancora stata scritta. È il famoso rilancio, no? Decreto rilancio. Infatti, però io vi sento di dire, siccome gli estremi parlano di tutti i lavori iniziati dal 1 di luglio 2020, se qualcuno deve fare dei lavori un po' particolari, tipo deve fare un antisismico, deve fare una riqualificazione energetica abbastanza importante, deve mettere sul pannello fotovoltaico, deve cambiare le finestre, aspetti un attimo l'uscita del decreto maggio. Così capiamo, certo. Può portare a casa il 100% o il 110%. Esatto, Graziano, abbiamo una telefonata, la sentiamo subito, ma quella cosa per cui l'eco bonus vale solo per i condomini e non per le case singole, è vera o no? No, perché dall'indiscrezione prima hanno detto solo per i condomini e adesso invece anche per le case singole. Per quello, non essendoci nulla di scritto, nelle informative che arrivano a noi tecnici, hanno già rimodulato la cosa. Hanno tolto il 120 e hanno dato l'apertura alle singole abitazioni. Va bene. Telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, telefono da Treviso, sono Pierluigi. Io volevo un chiarimento riguardo alla mia posizione, nel senso io lavoro nel privato come trasporto persone, per cui con i pullman. La ditta dove lavoro io, essendo artigiana, per quanto riguarda la cassa integrazione fa riferimento all'EBAV.
Io è praticamente da 24 di febbraio che sono a casa, e però non ho ricevuto né la cassa integrazione di marzo né nemmeno quella di aprile. Volevo capire, l'EBAV è collegata all'INPS, cioè ha lo stesso iter dell'INPS, oppure è una cosa più veloce, oppure sono sempre gli stessi tempi? Vedevo scuotere la testa Graziano, ma Paolino credo debba rispondere lui. Prego. L'EBAV è l'ente bilaterale artigianato veneto ed è un fondo apposito dove le risorse sono là, ed è l'ente che le distribuisce. Sono state fatte le procedure e gli accordi sindacali con le associazioni degli artigiani. Noi abbiamo raccolto qualcosa come 6.000 pratiche e so che le stanno lavorando, quindi anche queste sono addirittura d'arrivo. Ripeto, i tempi sono lunghi perché la massa delle domande non se l'aspettava nessuno, cioè, è come quando devi intervenire quando c'è un terremoto, cioè non riesci a fare tutto e subito e rimettere in ordine in modo puntuale e in poco tempo. Però proprio ieri sono passato nei nostri uffici dell'EBAV della CGIL di Treviso e ho visto che stavano mandando via domande spedite. Delle volte capita che perché non si mette un numero di telefono si blocca la domanda, perché per far presto volevano il numero di telefono per inviare l'SMS e delle domande sono state bloccate perché nella fretta magari era sfuggito di mettere il numero di telefono. Però le garantisco che stanno lavorando per far arrivare i soldi. Era solo capire i tempi che c'erano, se per maggio. Credo che per fine maggio sia liquidata anche la parte dell'EBAV. Ok, perfetto. Bene, grazie Pierluigi. Va bene, grazie a voi. A lei buona giornata. Monica, a chiusura, cosa dobbiamo ricordare? Allora, dobbiamo ricordare che gli sportelli del CAF sono operativi oggi e da lunedì lo saranno chiaramente con un accesso fisico presso le sedi. Troverete chiaramente insomma la porta chiusa, ma abbiamo messo i campanelli, videocitofoni, proprio per consentire, come dicevo all'inizio, il massimo rispetto di quelle che sono le norme di sicurezza. Quindi chi desidera presentarsi di persona lo può fare, ci può chiamare allo 0422 40 91 tasto 2 oppure ci può contattare chiaramente con tutti gli strumenti che abbiamo messo in piedi dal Digital CGIL, ci sono le chat, c'è CGIL risponde, quindi il sito vuole essere per noi anche uno strumento chiaramente soprattutto per i lavoratori o chi insomma ne ha possibilità di accedervi per avere tutte le informazioni, ma non solo relative al CAF, anche per il patronato, per le categorie. Visto il momento, ripeto, è importante secondo me anche da parte nostra essere a disposizione per i cittadini per dare le informazioni il più possibile in tempo reale. Adesso appena usciranno i decreti chiaramente provvederemo a rinnovare il sito, a mettere tutte le informazioni e quindi insomma ad essere un punto di riferimento per chi ne ha bisogno, insomma per tutta l'assistenza che possiamo dare chiaramente a 360 gradi. Barbiero e poi Graziano Basso, prego. Diceva la Monica, io invito tutti i nostri iscritti, tutti quelli che fanno la dichiarazione da noi o quelli che vogliono venire da noi, di non avere la fretta di farlo dal 18, nel senso che la campagna fiscale è stata anche allungata fino a settembre. Noi chiaramente ci stiamo organizzando per fare più appuntamenti possibili anche le prime settimane di agosto, perché prima facciamo le dichiarazioni e prima chi ha credito ha i rimborsi, e sono soldi che magari servono alle famiglie. Ricordo anche che stiamo lavorando per combinare la campagna del 730 con la richiesta degli assegni familiari, perché a giugno bisogna dal 1° di luglio bisogna fare la domanda dei nuovi assegni familiari. L'anno scorso noi l'abbiamo fatta per la prima volta, abbiamo fatto circa 10.000 pratiche. Quest'anno stiamo vedendo di affinare anche l'organizzazione di lavoro in modo che quando uno ha fatto la dichiarazione dei redditi si prende subito l'appuntamento per fare l'assegno familiare. Questo consente alle persone di fare un giro in meno, consente di evitare assembramenti e quindi di rispettare anche quelle norme che ormai dovranno far parte della nostra vita quotidiana. Aggiungo anche che siamo in attesa di una risposta da circa 50 sindaci, perché noi facevamo anche un servizio di prossimità, sia assistenziale, previdenziale, sia fiscale, cioè andavamo a raccogliere le pratiche 730 nei comuni dove c'erano dei locali adeguati per fare questa attività. Noi tra l'altro abbiamo già
scritto che siamo in grado di gestire gli appuntamenti, di portarci tutta la nostra attrezzatura di protezione e dare anche questo servizio in aggiunta alle sedi e in aggiunta al Digital CGIL e quindi alla parte informatica, un servizio specialmente per i più deboli, e speriamo che nelle prossime ore ci diano delle risposte positive anche in questo senso. Graziano, ultime da te? Allora, io vorrei ricordare ai nostri telespettatori che qualora non avessero richiesto le detrazioni per i figli a carico di età inferiore ai 24 anni con un reddito da 0 a 4.000 euro, possono farlo con il modello 730, per cui verificare se l'hanno fatto o eventualmente un passaggio al CAF, fissano l'appuntamento e si recuperano il credito, visto che dobbiamo parlare di soldini e dare dei soldini alle persone. Ricordo che per il momento la scadenza dell'IMU del 16 di giugno non è stata posticipata e neanche le scadenze dei versamenti delle imposte. Vedremo col decreto di maggio se verranno spostate, se no le scadenze ordinarie rimarranno quelle fissate già da inizio anno, per cui non ci dovrebbero essere proroghe in questo senso, per cui chi deve pagare l'IMU sa che dovrà farlo entro il 16 di giugno, chi dovrà pagare le imposte con il modello redditi dovrà farlo in via ordinaria entro il 30 di giugno, con la maggiorazione dello 0,40 entro il 30 di luglio. Poi, se il decreto di maggio darà delle modifiche in tal senso, avremo il sito, la vostra rete e tutte la possibilità di fare utilizzare Facebook e i relativi post per dare un'informazione al pubblico. Senz'altro. Grazie davvero a Monica Giomo, Paolino Barbiero e Graziano Basso per essere stati con noi, aver aiutato tutti i telespettatori a orientarsi. Arrivederci. Grazie, buona giornata. Ci rivediamo a partire dalle 17:30 ancora con ulteriori aggiornamenti, l'edizione straordinaria e altre notizie. Grazie, buon pomeriggio.